Amici bellini, che si fa? Che si fa? Si fanno due chiacchiere, si possono fare due chiacchiere di Marco Belli. Penso che è una buona idea farlo. Poi tranquillamente, eccoci qua, come se non fosse successo niente nel mondo. Amici bellini miei e amici bellini di Fan Rating, perché siamo in diretta a reti unificate un pochino su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Benvenuti, benvenutissimi. Adesso ci facciamo un giro di saluti. Ho visto che sono arrivati i like preventivi perché siete i miei eroi e lo sapete che oramai è una cosa, è quasi un rito, no? Un rito. E ho letto che Rito, poi ho letto che Rita dice pure ci sono i dislike preventivi che mi onorano a bestia, perché veramente, come leggevo, vuol dire che c'è qualcuno proprio che non ce la fa, che sta proprio in ansia. Fammi andare a mettere il dislike. Bene, anche questo è giusto. Facciamoci un giretto di saluti veloce e poi raccoglierò tutte le vostre domande. Pablox, Max Allegri, Mattatore, Diego Maradona, Polli, I am Rui Mario, Tore Falanga, Steschi, Stellina, Marco Borriello, Vincenzo Di Guida, che ho ringraziato personalmente per il messaggio, insomma, per l'intenzione. Per l'intenzione già va bene. Salvatore, vedi, avevo ringraziato, mi ricordavo bene. E Levitan, che cioè, macchinisti, fuochisti e tutti gli uomini di fatica, molto bene. Falco 75 che ci ricorda le cose come stanno. Vincenzo Altrui, lo so, è proprio una roba fantastica, veramente straordinari. Giulio B, Manu Player, Domenico Guida, Giorgio Mele, Kepler TV, Angela Torre. Tutto bene, amica mia? Tra l'altro è una settimana per me importante, vi devo dire la verità, ora al di là del calcio, perché domani chi mi segue su Instagram l'avrà visto che ho postato una storia. Tengo una serata abbastanza importante perché apro con una band un concerto di una band degli anni 80 molto molto rinomata, i Dokken. Quindi sarà un bel teatro, sarà tutto pieno, insomma facciamo una bella cosa, vediamo un pochino come ci viene. E poi con la stessa band, perché mo si stanno organizzando, magari qualcuno non conosce i Dokken, ma qualcuno conoscerà sicuramente Sebastian Bach, e se conoscete Sebastian Bach sapete it's a big deal for me. Massimo Liparulo, Davide Camera, Luigi Grauso, Max Allegri l'abbiamo salutato, 081 Custom Design, Sabato Villani, Roberto M, Gaetano Cesarano, Andy 1981, Mike Scotch, Salvatore Pengue, che tra l'altro voi andate, gli amici del Caffè Napoli, anche su Facebook e su Instagram, voi date i numeri proprio il mercoledì, proprio il mercoledì, penso più tardi però, verso le 11, quindi quasi ci possiamo quasi intercambiare, finisco io e poi si possono spostare tutti a sentire le statistiche che anche Salvatore e Antox stanno mettendo in piedi, perché poi i numeri si trovano ma poi bisogna analizzarli ed è questa la cosa importante. Domenico Guida, Michele, Riccardo, buon martedì sempre, Mario delle Vedove, eccetera eccetera, Francesco Fucci, Vincenzo Alfote iscritto da qualche mese, benvenuto Vincenzo. Ci sono dei nomi che io oramai ricordo in automatico, ovviamente i nomi più comuni come Vincenzo, Francesco, Giuseppe sono un pochino, io faccio un po' più di difficoltà, ma cercherò, Vincenzo, di ricordarlo. Anna Maria Portico, Jenny Lopez, ovviamente Francesco Di Nardo. Che bello! Ma che meraviglia, Francesco! Sto per diventare papà e non potevo non vedere la ma che vabbè, io sono wow! Un abbraccio a te e alla tua metà,
che meraviglia, un nuovo tifoso, spero del Napoli, che verrà al mondo a breve. I rumori che festeggiano la nuova paternità, il nuovo nascituro Luigi Esposito, Massimo, Polli ancora Francesco, eccetera, eccetera. Siete grandi, siete proprio grandissimi. E bene, bravo Bis, perfetto, riesco a... Ecco, sì, amico mio, si parea. Consiglio agli amanti della musica veramente di seguirmi su Instagram, perché potrei postare delle cose importanti. Serata vippissima, Stefano Pullo, Vincenzo, vedi un altro Vincenzo, sono parecchi Vincenzo sul canale. Ivan, ok, cercherò di focalizzarlo. Kepler TV Ivan, che poi sarebbe Ivan. La foto del Ciuchi con la nuova maglia Dios su IG. Esatto, tra l'altro voglio ringraziare e salutare l'amico Alessandro Fiorillo, amico mio storico col quale giocavamo a pallone, ci siamo fatti più di una serata, mi ricordo, non posso non ricordare Santa Maria la Nova quando era di moda, che mi manda, e Salvatore Pengue l'ha anche visto perché gliel'hanno mandata anche a lui o l'ha scoperto lui, nella serie TV Narcos, su Netflix credo che sia in questo momento in Italia, c'è una scena dove compare il Ciuchi sotto forma di articolo di giornale che sta appeso, insomma, sta su una finestra, insomma, su una vetrata, e c'è il Ciuchi con la maglia del Napoli, e quindi un po' di Napoli anche nella serie TV Narcos. Questo quando io vi dico l'importanza di certi giocatori chiave che sono delle superstar nelle loro nazioni. Ora siamo nel momento della nazionale che noi odiamo, almeno io personalmente odio, perché si ferma il Napoli, perché non possiamo parlare del Napoli, perché si parla di notizie di mercato che possono destabilizzare, possono essere false, tutte stupidaggini, rischiamo gli infortuni, e quindi è una cosa che io non amo particolarmente. Però vedete, il Ciuchi, serie Narcos, se la vedono in milioni, se si vede il Ciuchi e si vede la scritta Lete bella col rosso, che è una foto vecchia di quando venne con Ancelotti, quindi c'era ancora la macchia, sì, la macchia così. Alle 23, perfetto, esatto, quindi recuperiamo tutte gli orari e tutti gli appuntamenti, perché i comportamenti sono importanti. Il Napoli al bar, vedi, al bar tu prendi un caffè Napoli 1926, lo puoi prendere. Ciao Lello, Carlo, eccetera 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 eccetera. Raffaele Falco, ho sentito un fischio nell'orecchio appena in tempo, molto bene. Rino Rame, Alberto Trapani. Amico mio, 30 anni sono troppi, lo so, però sono tante le difficoltà e le vediamo con un Napoli straordinario quest'anno, che comincia proprio bene, che si mette lì con la capa e col pensiero, come si dice da noi, e abbiamo una classifica che era onestamente impensabile a inizio stagione. Molte cose ci sono andate bene, alcune partite le abbiamo prese per il rotto della cuffia, ci dobbiamo ricordare tutto, però il Napoli ha anche dimostrato di esserci, di far overperformare certi giocatori. Io poi mi sono segnato un attimino le date delle prossime partite del Napoli che vanno a chiudere il girone di andata, e vi devo dire una cosa che non tutti stanno dicendo, che insomma è un'ulteriore difficoltà che voglio sottolinearvi. Buonasera Losco, buonasera Anna Maria, auguri al nascituro. Jacopo, grandissime analisi tattiche, grazie mille amico mio, ci divertiamo. Marietto ci racconta un aneddoto: quando ho commentato per la prima volta un annetto fa, ricordo che Vale disse vedo nomi nuovi e rimasi stupito del fatto che quindi tu ricordavi tanti nomi. Mario, ti posso dire una cosa, sono stupito anche io perché la mia memoria non è infallibile, anzi, però è una cosa che dicevo sempre alla mamma, che io non ricordo le date, i compleanni di nessun parente, stesso i miei genitori, faccio difficoltà. Che cosa cambia, no? Che io sappia una data di quando è nato mio cugino, per esempio, perché fa gli auguri, eccetera, eccetera, non cambia niente. Ma che cosa cambia a sapere le canzoni? E le ricordo tutte e ne ricordo sempre di più, quindi devo fare spazio nella memoria per imparare nuove canzoni. Quando comincio a fare il canale, in un certo modo, la necessità di fare community mi ha portato poi
a ricordare tanti nomi, ma è anche merito vostro che siete costanti, perché quando una persona è costante nel commento, nel lasciare un mi piace, nel lasciare una parola, io leggo il nome, leggo, a fur dai, tic, come la struttura cinese, uno se lo ricorda, non può fare a meno. Non può fare a meno di ricordare, e devo ringraziare immediatamente uno dei nomi. Allora ringrazio prima Levitan che mi offre il caffè, perché quello su PayPal poi sparisce e non lo becco più, quindi io ringrazio il nostro Alberto, tra l'altro ex arbitro. La rubrica ha avuto tanto successo, Alberto, quindi credo che con la tua disponibilità cercheremo di riproporla, ma cerchiamo proprio con onestà, non è che noi diciamo è sempre rigore, abbiamo detto quelle che sono dubbi, quelle che si possono chiamare e non chiamare. A me così piace farlo, perché poi non possiamo piangere sul latte non versato. E ringrazio Tore Falanga, sempre presente. Forza Napoli, sempre. Amici bellini, lascio un like e una famore a prescindere, lasciamolo lì per qua eventualmente se dovessero venire, perché poi TVB, ma poi c'era lo stadio, non c'è più, poi diventa Bobotta che tra l'altro dovrebbe giocare domani, quindi noi adesso recuperiamo tutte le cose. Jacopo, volevo solo aggiornarti del fatto che ho iniziato ad ascoltare i Prime Prophecy, niente male davvero, complimentoni. Grazie mille amico mio. I Prime Prophecy sono la mia band heavy metal, si trova cercando Prime Prophecy un po' ovunque, su Spotify, su Apple Music, su Instagram, sullo stesso YouTube ci sono un paio di video anche molto ben fatti, la mia band heavy metal. Quest'altra cosa di cui vi ho parlato brevemente all'inizio della live, con i Dokken e poi con Sebastian Bach, è un'altra band, è un'altra cosa, che si chiamano Sweet Sienna, ed è una cosa nuova, mi hanno chiamato da pochissimo e quindi bene, ti ringrazio, perché poi alla fine è sempre la musica quella che è il mio lavoro. 100 like, grazie Polly, con la linguaccia alla grande. Ricordi più nomi di noi centinaia bellini che i nostri professori in classe. Sì. Ti ripeto, è un fatto di voglia di farlo, di possibilità. Poi io lo ripeto sempre, fare il canale per me significa anche tenere alto il livello mio di italiano, perché stando qua io ho degli amici italiani ma non li frequento tutti i giorni, e quindi perderei un pochino anche l'abitudine alla nostra lingua, che è bellissima, mi è sempre piaciuto trovare dei meglio che bevo, ma mi è sempre piaciuto trovare dei termini sopraffini. Mi sa che bevo. Che bella la nostra città dipinta dal paesello, se non è Gomorra e Narcos. A quando il mostro di Acerra e gli zombie di Salvatore. Sì, dobbiamo stare ovunque, amico mio. Questa è la cosa. Ma quanto ti piace? Queste sono le domande importanti, Francesco. Guarda chi c'è, un gradito ritorno. Caputo Francesco, forza Juventus fino alla fine per te. Lo dico perché leggo il messaggio, ovviamente non posso condividere, ma mi fa piacere vederti e darti il benvenuto in questa live. Marco, sei bravissimo quest'anno, non scommettere ok, non lo faccio amico mio, mi dai comunque un potere che non ho. Io faccio le cose al contrario, mi sembra chiaro, no? Ci tengo ai miei capelli, volevo veramente tagliarli, quindi fare un sacrificio per il bene del Napoli. Purtroppo mi sono dovuto tenere tutti i capelli in testa perché non è riuscito quello che dovevamo riuscire. Idem, io affronto il fantacalcio in questo modo, cioè ho comprato dei giocatori del Napoli perché mi viene di comprarli, ma non li metto in campo. Metto in campo uno Szczesny, metto in campo un Chessy e spero che sbagli il rigore. Perché? Perché se Chessy sbaglia il rigore e io perdo al fantacalcio, sono comunque contentissimo, perché Chessy ha sbagliato il rigore e magari il Napoli può approfittarne.
Questa è la mia psicologia al contrario. Ho messo Cesny all'inizio campionato, ha fatto dei disastri, ho perso punti nel fantacalcio, però stavamo contenti che noi ne approfittavamo e scavalcavamo posizioni. Quindi io la vedo un po' così. Quest'anno evito, accetto, apprezzo, raccolgo la tua richiesta e vediamo di non farlo. Amico Pietro, conosci meglio l'estate di New York o di Napoli? In questo momento, dopo 10 anni qui, ti posso dire che sono abbastanza allo stesso livello, perché poi New York ad un certo punto la giri molto a piedi, poi è chiaro mi sono presa la macchina per le cose da fare più in lontano, però la giri molto a piedi e quindi impari a conoscerla. Poi è facile, New York è molto facile perché è tutta fatta a quadrilateri romani, quindi si sa, se vai nord salgono le strade, se vai a est o a ovest vai da una parte o dall'altra, quindi è molto facile poi ricordarsi, soprattutto con la numerazione delle strade con i numeri, no? La prima Avenue, la seconda Avenue, eccetera, eccetera. Quindi si impara in fretta. Napoli è Napoli, ci ho fatto 27 anni lì e quindi conosco quello che devo conoscere. C'è anche Mario Gessa, c'è Gilda, grazie Gilda, e ringrazio Francesco che mi invita a bere. Sì. Il problema è che devo imparare come fanno, sapete i comici, quelli là che fanno gli stand-up comics, no? C'hanno sempre il bicchiere vicino sopra lo sgabello perché la voce poi se ne scende, eccetera, eccetera, ma fanno dei sorsetti perché non sia mai bevono tutto e viene da fare la pipì, poi devono lasciare il palco e non è possibile, dato che questo è un one man band show. Non posso permettermi poi di andare, quindi devo imparare a fare i sorsetti. Un giorno imparerò e quindi va bene così. Anche tu come mio nipote nel fantacalcio la sì, ma sono strategie che uno cerca di indirizzare anche la buona sorte, ma è complicata. Marietto mi chiedi che ne pensi di Anghissà al posto di Bakayoko. Chiarello è contento. È ovvio che Anghissà, ma proprio per caratteristiche tecniche, fisiche, è più svelto, fisicamente sono simili, ma solo fisicamente, poi a livello proprio tecnico, anche di personalità, perché poi Anghissà si prende dei rischi nel dribbling e poi ce l'hai, il dribbling o ce l'hai o non ce l'hai. Io la vedo così nel calcio e Anghissà ce l'ha e quindi lo sfrutta. Quello che dicemmo, speriamo non esageri, perché se perdi palla a centrocampo, specialmente quando sei mediano, rischi di prendere poi un eventuale contropiede in faccia. Non credo che stia esagerando, ha avuto un ottimo impatto e quindi ce lo teniamo così com'è. È stato un acquisto che ha ovviamente cambiato il volto del centrocampo e, come avete visto, è diventato titolare praticamente inamovibile. È, da statistiche che abbiamo visto, tra i primi 10 giocatori in Italia per chilometri percorsi, e questo ti dice anche tanto quanto copre, no, di campo, perché va avanti e indietro, e quindi è stato un ottimo acquisto. Ovviamente Bakayoko ci ha fatto vedere delle cose così e così, anche delle cose buone dove lui col senso della posizione sopperiva alla mancanza di velocità che ovviamente ha. È un giocatore molto fisico, quindi alla fine, come vedi, un pochino Gattuso che si fidava e lo utilizzava, adesso Pioli sta cominciando a farlo rientrare anche lui nelle rotazioni, Bakayoko gioca, quindi essere troppo trancianti lo sapete che non amo tantissimo. Alla fine non è un giocatore proprio scarso e non vorrei ritrovarcelo contro che magari fa una grande partita, perché dobbiamo incontrare il Milan, lo sapete? Sì, lo sapete. Buonasera Giovanni. L'altro Bakayoko è entrato in uno dei gol del Milan che gli hanno portato 3 punti, prende palla sulla sinistra al limite dell'area, dribbling, Bakayoko, dribbling,
se ne va sul fondo, cross di sinistro deviato e poi il gol al volo di Benasser dal limite dell'area. È entrato anche lui in un gol, quindi proprio inguardabile non poteva essere. Comunque va bene così. È uguale, Angela, per me è ugualissimo. Stiamoci qua. Quelli che di fan rating mi seguono su fan rating possono comunque fare commenti, io dovrei prenderli, non c'è problema. Che ne pensi delle parole del procuratore di Insigne e quindi della falsità del nostro presidente che come al solito vuole far passare gli altri per cattivi e che se ne vogliono andare a 2,5 ba? Allora, ovviamente è inutile nasconderci, questa poi è il tema del giorno, il tema della giornata, le parole di Pisacane, che ci ha fatto sapere che questa prima offerta del Napoli alla fine Pisacane ha parlato di meno del 50% attuale, quindi più o meno sono questi 2 milioni, 2 milioni e mezzo, meno di 3 milioni, insomma questa è la cosa. Ragazzi, è una situazione antipatica, perché io capisco pure il punto di vista di De Laurentiis, che se Insigne chiede 5 milioni, cioè una cosa a salire, no? Ma ne prende 4,5 verso i 5, se chiede a salire, cioè 5,5 per un giocatore che ha oramai 30-31 anni e deve fare il contratto lungo, mi rendo conto che uno ci pensa due volte, ci pensi due volte. Allo stesso tempo è il capitano, allo stesso tempo tu devi ragionare sul fatto che ci sono delle dinamiche nello spogliatoio, che se il capitano poi si deprime si porta appresso tutta una serie di problematiche e che stiamo facendo un campionato oltre le nostre aspettative e che meno si parla e meglio è, ma tutti De Laurentiis in primis, perché con il silenzio ci siamo trovati benissimo. Idem il procuratore di Insigne e Pisacane, perché fatevi questa trattativa, rispondete no comment, se la trattativa va a buon fine, bene, allora speriamo magari prima di febbraio, perché finora uno può fare orecchie da mercante e fa orecchie da mercante, ma se si passa il 1 febbraio ad ogni partita si potrà dire Insigne sta pensando, perché può firmare per qualsiasi squadra, non si ha mai, poi finisce per firmare per una squadra e si deve fare il finale di campionato con il Napoli, si deve baciare la maglietta, diventa tutto troppo antipatico e sappiamo quanto la nostra piazza è complicata, sappiamo che Insigne il rapporto con la piazza non è sempre stato idilliaco, quindi tutte cose evitabili, tutte cose evitabili, e su questo sono d'accordo con te, Giovanni. Siamo per il nome oppure per la maglia? Sempre per la maglia, questo non c'è dubbio, anche se il capitano, la priorità è sempre il Napoli. Ora si deve vedere, il Napoli è meglio con Insigne o senza Insigne? Questa potrebbe essere poi una domanda da farci all'interno dell'ambiente dei tifosi. Il Napoli senza Insigne l'abbiamo visto che gioca non tanto benissimo, alle volte soffre un pochino là sulla sinistra, sì, onestamente sì, Insigne è uno che canalizza il gioco, ma in futuro, se il Napoli sta facendo un progetto anche tattico diverso, un po' più verticale, può essere che un altro giocatore che non sia Insigne possa darci delle cose in più, magari sì, magari uno che ha più gol nelle gambe, meno assist e più gol nelle gambe, che ne sai. Quindi sono cose complicate ed è un peccato non considerarle, cioè considerarle durante il campionato, che sappiamo quanto può dare fastidio. Importante è che questo contratto non danneggi il Napoli e porti tensioni, poi possono fare tutti quelli che vogliono, l'importante è che non danneggi il Napoli. Io sono d'accordo con Domenico. Transfermarkt valuta Lorenzo 5-50 milioni e Transfermarkt purtroppo, a parte che lo sapete voi che Transfermarkt viene aggiornato dai procuratori, lo sapete, no? No, perché poi un attimo solo, 50 milioni per un giocatore che scade il contratto tra un mese e mezzo, ovviamente non li vale. Devi calcolare l'età, devi calcolare il rendimento e devi calcolare l'ingaggio. 50 milioni
mi dispiace, ma Lorenzo non li vale, quindi Transfer Market non è sempre un buon punto di riferimento quando noi facciamo il Napoli c'ha la rosa più costosa d'Europa in Italia, la terza in Italia. Se già Lorenzo vale 50 milioni non può essere, tutti i valori vanno rivisti, tutti i valori vanno assolutamente rivisti. Questo è, per me meglio con Insigne, e poi sarò un romantico, ma voglio credere all'affezione di qualche giocatore alla maglia, è importante. Sì, però non ho avuto questi segnali da Insigne che dice io voglio stare qua a vita, metto la firma in bianco, quello che è meglio per il Napoli io faccio perché voglio stare così, voglio scrivere la storia con il Napoli. Non ho avuto questi segnali qua da Insigne, e sarebbe bello una cosa romantica del genere, ma non l'ho avuta. Insigne ci dà la sensazione di parlare con i procuratori, io penso a giocare, questa cosa insomma che trapela, che ci sono altri che guadagnano più di lui, e lui da capitano dice ma perché allora io sono il figlio di Maria? Capisci? È una situazione un po' particolare. Ma poi oramai è finita, ragazzi, perché se lo dovrebbero comprare, cioè se lo dovrebbero opzionare mo a novembre. No, non si può vendere più. Non si può vendere più perché il mercato è chiuso, riapre a gennaio. Secondo voi se lo comprano a gennaio per 10-15 milioni senza aspettare quei pochi giorni per prenderselo a zero? Mi sembra evidente che Insigne, se va via da Napoli, va via a parametro zero, e poi quindi chi se lo prende. Buonasera a tutti. Ayub, sto per dire una cosa orribile, ma voglio vedere il Napoli senza Insigne. Secondo me il suo addio ci può rivoluzionare l'attacco, sono fiducioso però. Non è detto che sia una cosa orribile, io cerco di vederla come te l'ho spiegata, cioè potrebbe anche essere meglio, potrebbe essere peggio, nel senso che comunque è un punto di riferimento per il gioco, ti devi riabituare. Dobbiamo stare lì, secondo me, ragazzi, in attesa, senza patemi d'animo che il Napoli senza Insigne si rompe il giocattolo, oppure il Napoli deve, cioè con Insigne fa il salto di qualità, oppure Insigne il male del Napoli, se ne va Insigne vinciamo lo scudetto. Non sono vere nessuna di tutte e due le cose, io così la vedo. Si parla pur sempre di 3 milioni all'anno per 4 anni, per uno di 30 anni non sono così pochi. Lo so, vabbè, 300.000 euro al mese, non 3.000. Beh, è chiaro, se parametri con quelli che guadagnano i comuni mortali, Marco, è normale che sono cifre blu. Ma per me 3 milioni all'anno, se non ci fosse il fatto che parliamo del capitano, parliamo comunque di uno che sta da un sacco di tempo, quindi vuole anche il riconoscimento dell'anzianità, eccetera, eccetera, è chiaro che parametrato con il giocatore ci sta 3 milioni. A quello che prende adesso secondo me è proprio giusto. L'idea secondo me che se lui chiede un aumento, il Napoli gli vuole dare un ribasso, l'idea generale equilibrata sarebbe di confermare le attuali cifre. Non so se il Napoli se lo può permettere proprio a bilancio, perché ci stanno raccontando che bisogna abbassare gli ingaggi come priorità assoluta. E allora si deve vedere se il Napoli può arrivare all'abbassamento dell'ingaggio con delle cessioni di giocatori come Manolas, che prende un sacco di soldi, come Gulam, che prende tanti soldi però è utilizzato pochissimo, lo stesso Mertens che è a scadenza, che però pare che dalla nazionale già abbia detto che vuole continuare a rimanere col Napoli, che non si sente già finita l'avventura con il Napoli, quindi chi lo sa se anche quella trattativa resterà in piedi. È veramente complicato. Presidente, sta sbagliando su Insigne, gli offro uno stipendio al ribasso, ma stiamo scherzando, io avrei capito lo stesso stipendio ma al ribasso no. E quindi hai fatto più o meno il discorso mio, che hai fatto il discorso mio di mantenere. Tra l'altro, ragazzi, siamo in post-Covid, altri contratti al rialzo sono stati fatti prima, diventa complicata. Secondo me andrà a finire come Mertens, che rinnoverà l'ultimo a 4,5. Sinceramente voglio essere fiducioso sul fatto che ci sarà un punto di incontro magari alle cifre attuali. Numelione rubriatorio. Buonasera Mario. Per me Lorenzo gioca molto a memoria, oramai con i soliti compagni di squadra la macchinosità senza di lui si paga. Esatto, questo si nota proprio chiaramente.
Se Lorenzo va via perdiamo tanto. Salvatore, è un po' il discorso che ti stavo facendo, perdiamo quell'ingranaggio oleato che conosciamo. Mario Rui se alza la testa sa, Koulibaly se alza la testa sa che ha Insigne, è talmente caratterizzante la sua presenza su quella fascia che già quando ci metti Lozano sembra strano, ci metti Elmas e sembra strano, ci puoi adattare anche un As e sembra strano, anche se sono giocatori validi, e non possiamo mettere in discussione né Lozano né Elmas né un As in questo momento. Però il gioco è diverso, cioè Insigne gioca in un certo modo e lo conosciamo a memoria, il taglio dall'altra parte, sai che gli puoi lanciare una palla anche sporca, anche non precisissima, lui la mette a terra perché quella poi è la sua caratteristica più brillante, no? Il mettere a terra il pallone con i piedi come se fosse proprio un Super Santos a 2 secondi di distanza, fa delle cose incredibili. Cangiamo, giovane veramente forte del Bologna, era in prestito ad Accoli, ecco il sostituto. Tu già però il sostituto giovane che non è già affermato, secondo me può essere un rischio, a meno che tu non lo prendi, lo fai crescere, nel frattempo punti per esempio su un Lozano titolare fisso là, potrebbe essere un'idea. Il valore viene basato soltanto su un ipotetico acquisto con contratto abbastanza prolungato. Sì. Ultimi anni di carriera, Insigne merita uno stipendio appropriato anche fuori da Napoli, rispetto sempre per dei professionisti, mettetevi nei suoi panni. E infatti questo poi sarà la chiave, no? Insigne può chiedere quanto vuole lui, ma se poi non trova una squadra che glieli dà, ovviamente deve stare a quello che è il mercato. E fatemi ringraziare Alessio Marigliano, che credo a questo punto stia facendo gli auguri all'amico di prima che sta in attesa, in dolce attesa. Dove sta Alessio? È uscito prima la notifica e poi la cosa su... Sì, può essere perché siamo... Eccolo qua, sta qua. Essendo da tutte le parti, giustamente. Sono volati 1000 messaggi, vediamo un pochino se riesco a recuperarne qualcuno. Luca Battista, hai ragione Vale, anche nel post Amsic chiunque mettevi sembrava strano e alla fine piano piano... vedi, bravo, fai bene Luca. Fai bene a ricordare, sono quei giocatori che poi tanti anni ti affezioni anche alla figura, alla fisicità del giocatore. Tu sai che là sta in sì, come sapevamo di vedere la cresta lì a centrocampo sulla sinistra. E poi fai le necessità virtù, i giocatori invecchiano, io mi devo abituare, per esempio, che prima o poi non ci sarà la scugnizzeria di Mertens, prima o poi in campo, ci dobbiamo abituare. Solo la maglia, ricordate. Solo la maglia. Dal punto di vista umano, andare via da Napoli, umano e professionale, ci possiamo fare la doppia domanda, Sergio, perché umano, io lo dico sempre, credo, intuisco che la famiglia stia bene a Napoli, che la moglie stia bene a Napoli, i bambini piccoli, la scuola, e che quindi non vogliano cambiare tutti. Allora per te, Alessio, fermi tutti allora. Quindi non la paternità dell'altro amico Bellini, state sfornando amicini bellissimi. Ah, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Bravo Alessio, sì, me l'hai scritto su Instagram. Bravo, bravo, bravo. Applausi, applausi da tutta la community. Vai. Applausi assoluti. Ah, quando siete bellini. Voi siete i miei eroi che mettete al mondo nuovi tifosi del Napoli, perché lo so che farete la cosa giusta. Il gagliardetto sopra la culla, tutto azzurro e d'orno la camera. Sì. Ma sì, direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Vedi, i baby bellini, che meraviglia. Quanto siete belli. Quanto siete belli tutti. Sì, l'avevo letta questa cosa, Domenico. Ho riletto sia di Mazarawi che di nuovo di Mandavà per la fascia sinistra. Fabio Versatile mi tiene sempre aggiornato con questi rumors di mercato. Ci manca il sinistro, ma ci manca pure il destro, Domenico.
Ci manca pure il destro, perché onestamente Di Malquit, ora al di là del fatto che sta spesso infortunato e quindi non lo vediamo proprio a disposizione, ma un pochino l'anno scorso con Gattuso che ci lavorava e non si sono pigliati, un pochino con Spalletti che ho visto che ci ha lavorato. Ricordiamoci le cose che abbiamo visto in ritiro. Spalletti che si ferma con Osimhen per fare l'allenamento one to one e Osimhen che lo fa bene, che ringrazia e che lo vuole fare. Stessa cosa fa con Malquit, un poco meno, visto un poco meno entusiasmo dal linguaggio del corpo. Quando Malquit era comunque a disposizione ha fatto pochissimi minuti, li abbiamo visti con Guido Gentile, la suddivisione dei minuti, ma più entrando dall'altra parte, non lo so quanti minuti ha fatto, 3, 4, veramente non li ricordo, ma Di Lorenzo non esce mai, cioè sì, mise Di Lorenzo a sinistra quella volta, ci fidiamo, cioè è affidabile? Se Di Lorenzo non può mai riposare, ci serve anche il destro. Uno poi può decidere, puntiamo forte su Zanoli, e allora va bene, per me va bene avere anche uno giovane su cui hai puntato e magari ti riesce anche bene, perché Zanoli ha le capacità fisiche e credo anche tecniche per fare una buona riuscita, però è una crescita che devi fare, non è che tu hai scoperto già uno che è pronto a 19 anni. Zanoli una ventina d'anni che c'ha, come si dice, si difenderà sicuramente si difenderà, grazie Alfio, lanciare Zanoli, ecco, come avevamo detto. Quando un giorno venderemo Osimhen, sono sicuro che entro 2 anni sarà venduto. Mi piacerebbe rivedere Zapata a Napoli. Ha avuto veramente una crescita esponenziale quando in forma è inarrestabile. Sì, Mucedil sicuramente ha avuto una crescita esponenziale e non c'è dubbio, però quando poi sarà venduto Osimhen, Zapata avrà 2 anni in più, non puoi puntare su Zapata. Devi trovare il nuovo Osimhen, devi trovare il nuovo giovane che esce dal fuoco. Quindi non puoi, credo, puntare su uno Zapata che sarà poi a fine carriera a quel punto. Un abbraccio Luigi, a gennaio penso che sistemiamo le fasce, io me lo auguro Luigi, purtroppo c'è sempre il problema di Gulam che noi dobbiamo tenere presente, che occupa proprio uno slot, cioè qualcuno deve uscire, altrimenti non si può fare proprio niente. Sì, confermato, e domani può essere pure che avremo un attacco leggero, no, dopodomani, un attacco leggero con magari Chiesa, Insigne e Berardi, stanno pensando, o con un Bernardeschi, perché a questo punto se tu convochi Bernardeschi al posto di Politano proprio perché è più duttile e può avere anche la fisicità per giocare da prima punta, fammi giocare Bernardeschi quando ti viene meno Immobile, no? Non capisco questa filosofia di meglio senza Insigne. Quale sarebbe il vantaggio? Perché faresti il salto di qualità? Mauro, io te l'ho detto, secondo me solamente se prendi un esterno che ha più gol nelle gambe, perché Insigne io ne apprezzo tutte le qualità, però proprio il gol, la freddezza che arriva il pallone, il rigore in movimento, molto spesso va in cielo, e una volta la scelta fa il pallonetto di sinistra, una volta deve tirare di punta e tira a giro. Non è un cecchino, ma non c'è niente di male a dirlo. Insigne è molto bravo in moltissime altre cose, quindi il vantaggio potrebbe essere magari metti più gol in repertorio e quindi la manovra magari ne soffre, perché è difficile avere un giocatore che fa anche manovra, che fa le rincorse all'indietro che aiutano la squadra e anche i gol. Se trovi quello hai fatto tutto a posto, ma sono pochi i giocatori al mondo che hanno tutte e due le qualità. Questo è Mario Rui. Sì. Per me il procuratore ha fatto bene a precisare, perché il Napoli fa trapelare notizie false di aumento di 100.000 euro solo per far passare Insigne per quello venale che se ne vuole andare. Vabbè, ma poi alla fine, Andy, le notizie escono o non escono, il Napoli fa trapelare, sono d'accordo che questo capita, però io non è che ci andavo a credere, io non è che ci credo, a prescindere di tutto quello che sento, che il Napoli aveva offerto un aumento di 100.000 euro. Non l'avevo sentita e non ci credo sinceramente, anche perché dalla Redis è chiaro, è stato proprio chiaro, dice nessun aumento, non si fanno in aumenti,
E quindi così. È chiaro che nell'atteggiamento di ADL ci sta quel solito fatto: io non presso nessuno, se te ne vuoi andare sei libero di andare. Tutte cose anche fondamentalmente giuste, se vogliamo. Più che altro l'opportunità, la possibilità di non dirlo, di non ribadirlo, di non mantenere questa tensione in pubblico. Poi nel chiuso delle vostre stanze fate le vostre trattative, afferratevi voi, Pisacane, la società, eccetera eccetera, Giuntoli, Lombardo e Chiavelli. Veramente non ci riguarda. Noi l'importante è che vediamo un giocatore che in campo sta bene, sta sereno, fa quello che deve fare, e non cerchiamo di non, e questo è importante, il passaggio importante che voglio che i tifosi capiscano, cerchiamo di non farci influenzare noi da questa situazione del contratto, pensando che poi se Insigne gioca male è causa del contratto. Insigne ha fatto delle ottime partite già con questa problematica del contratto. Insigne farà e ha fatto delle pessime partite già senza la problematica del contratto. Quindi alle volte cerchiamo di spogliarci da questa idea che poi il contratto va ad influire, perché sì, magari una volta su 30 azioni tu dici sto per tirare il contratto, la vedo complicata. Quando poi l'arbitro fischia e va in campo, tu pensi al pallone, pensi ai movimenti in campo e devi fare quello che devi fare. Certo, se stai più tranquillo ti vengono le cose meglio, ma quello a prescindere dal contratto, e la tranquillità di Insigne viene a prescindere dal contratto, il rapporto con i tifosi, la moglie, magari una bella foto su Instagram dove dice amore mio, e lui sta più tranquillo e più così. Mo si diverte, si divertirà in nazionale, posterà tutte le cose, che sta tutto sorridente, che è più leader in nazionale che non nel Napoli, va tutto bene. Capita anche la partita in cui Insigne litiga col pallone a prescindere dal contratto, quindi veramente non sposta. Chi si è scordato il like? Cacciate il like. A quanto stiamo? Giusto per sapere. Giusto per sapere. Esatto, dove sta? Che c'avevi... Avevo letto uno che diceva che c'è Osimhen che si intossica 2 volte se non si... Esattamente sì. Frank Parziale. Fermi tutti, che esagera sempre Frank. Frank esagera sempre. Quanto è bello. Forza Napoli, saluti a tutti gli amici bellini e un saluto a Gio Pellecchia, che non ce lo dimentichiamo, gli amici bellini della prima ora sanno, Gio Pellecchia martedì, Rita Pavone là dietro, quegli amici bellini della prima ora sanno benissimo tutte queste cose. Frank, io già io mo lo faccio al volo, vediamo se non si rompe niente, perché può essere pure che rompo il computer e non funziona niente e salta tutto, però se ci riesco, perché mi fa piacere, perché poi mi stanno arrivando i selfie e devo assolutamente fare una raccolta. Voi dovreste anche postarli sui vostri social e taggarmi, perché è la cosa più semplice per me. Però quando poi mi arrivano, guarda, lo vedete quanto è bello? Con la maglietta del Messico 86 al contrario, faccio tutto al volo, non mi interessa proprio. Transform Flip Horizontal. Applausi, guardate quanto è bello, spettacolo, il sorriso che fece innamorare l'America, perché Frank Parziale sta qui con me. Quindi chi si compra la maglietta Messico 86 dal fluido.net, trovate tutti i link in descrizione, taggatemi, postatela sui social, mi fate un piacere di pazzo, perché io devo pushare questa canzone di più e quindi l'idea del merchandise mi aiuta tantissimo. Siete proprio bellini. Per esempio, potrebbe essere un bel regalo natalizio la maglietta. E mica a torto, Rita, mica a torto. Poi sto pensando anche di fare la versione femminile, perché queste t-shirt qua sono abbastanza unisex, sono t-shirt che possono mettere sia proprio la t-shirt classica, però ci sono poi sullo store la possibilità di fare proprio con un taglio più femminile, con la manica più corta, un po' più aderente, così ci devo lavorare, ci devo ragionare, esattamente, ci devo ragionare, devo fare la versione femminile, già capito? Così potete fare anche il regalo alla vostra bella per Natale. È chiaro? È chiarissimo.
De Laurentiis non lo vuole più a Insigne ed è meglio che se ne va. Pure può essere, Emily, pure può essere che non c'è proprio intenzione, anche perché se tu avevi proprio l'intenzione, magari queste trattative le facevi prima. Però è pure un peccato perdere a zero il capitano, il prodotto del vivaio, potevi fare la plusvalenza incredibile, è un peccato tutto. Allora vince, il sito si chiama fluido.net, così come lo scrive bene Rita. Tute non ce ne sono, però c'è la tazza, ci sono altri gadget. Dovevo fare anche il telo del mare, ma vediamo magari per l'anno prossimo perché l'estate è finita. E ci sono un pochino di cose mie, c'è il fluido.net, ma c'è anche valeriofluido.hoplix.shop, però fluido.net è più facile da ricordare. E ci sono un pochino di cose mie, sia sul calcio, sia musicali, insomma. Devo pushare, esattamente. XS per stelline. Sì, no, devo lavorarci, devo lavorarci. Mi avete fatto ricordare questa cosa qua. Ma avete fatto bene. Se io fossi Insigne, me ne andrei da presidente e tifosi che non lo apprezzano. Ce ne sono tanti e troppi che lo vogliono far apparire come un peso. Nicola, dove andresti? Perché poi devi sempre confrontarti con le offerte che ricevi. Se ti chiama per esempio una Fiorentina, ci andresti alla Fiorentina? Una Lazio, una Roma? Per dire. Poi a quali prezzi? Perché se tu chiedi 5 milioni, ok, 4 o anche la conferma dei 4,5, 5, eccetera, eccetera, o trovi una squadra che ti dà gli stessi soldi e tu dici io volevo questi soldi qua, questi ho preso, dove vado, il professionismo, poi dopo torno a Napoli a vivere, ma devo fare il professionista perché la carriera è breve. Benissimo. Ma se invece non trovi le squadre che possono permettersi un ingaggio del genere, stiamo parlando di netto, ti conviene lasciare Napoli, dove comunque sei nel bene o nel male protagonista? Sono tutta una serie di riflessioni che vanno fatte. E ringrazio Emanuele Simeoli. Buon martedì, amico mio, sempre e sempre. Cena, Mario, a salute. Fanne salute alla salute nostra e poi torni. Va benissimo. Honduregne sta cercando di portarla. Oh, è un'ottima idea. Allora, Vittorio, vai tranquillo. Con Diego che unisce i popoli tutti del Sud America, ma senza dubbio. Internos League, Vale, ho letto, fake news, che a Insigne stava bene anche mantenere lo stipendio attuale. Fosse vero, avendo Fosi e Ciro in scadenza, il cash per trattenerlo lo avresti, quindi non capisco. È giusto farsi questa domanda, Enzo, perché io credo, ma vi ripeto, non sono un economista, non sono un esperto di finanza, credo che il Napoli possa permettersi, come dici tu anche bene, con qualche altro ingaggio che si viene a liberare, di abbassare il monte ingaggi e di confermare quello attuale di Insigne, se lo vuole fare. Credo che a queste condizioni Insigne possa tranquillamente non sentirsi sminuito nell'animo se viene confermato l'attuale stipendio. Se Osimhen a scalare ne prenderà di più, se Odozano prende la stessa cifra, ragazzi, ricordiamoci che c'è Fabian e noi dobbiamo anche pensare ad altri giocatori poi nello spogliatoio che hanno anche un valore per età, un valore superiore ad Insigne. C'è anche Fabian che non mi sembra che stia subito rinnovando la cosa e che sta facendo le sue valutazioni. Se Insigne ne vuole 5, poi Fabian ne vuole 6, e capisci che il Napoli non può solamente pensare di risolvere una situazione senza tenere conto di tutte le altre cose. È proprio dura, non è facile per il Napoli. Era una situazione che andava probabilmente risolta prima, non so se si poteva fare o meno, dobbiamo stare lì a vedere cosa succederà. Grazie a te sempre. Abbassare gli ingaggi significa vendere, cedere. A presto una rivoluzione da parte di ADL? Non lo so, la rivoluzione non è avvenuta quest'anno, dove si diceva bisogna gli ingaggi, e si parlava Koulibaly, si parlava eventualmente Fabian, si parlava eventualmente Meret e confermi Ospina, oppure ti levi Ospina, che pure Ospina mi pare che sta nel momento della scadenza del contratto e stanno parlando del rinnovo.
Quest'anno non c'è stato, potrebbe essere questo un anno di transizione dove almeno fa insediare il nuovo allenatore, lui te li valuta, no? Te li valuta bene e ti dice guarda società, su questo ci puoi puntare, su uno Zanoli se ci lavori 2 anni c'hai il terzino del futuro per esempio, non sperdere soldi a destra perché con Zanoli si può fare. Ho valutato Lobotka, benissimo, Lobotka va bene per certe cose, non va bene per altre, serve un centrocampista in più. Spalletti ti potrà dire questo comunque con un'esperienza incredibile alle spalle, e allora tu sai quelli di cui ti puoi privare che sono più facili da sostituire e di quelli che invece ci incateniamo per Koulibaly che è il giocatore più forte che teniamo eccetera eccetera, meglio portarcelo fino alla fine della carriera perché è difficile da sostituire. Sono tutte cose che anche Spalletti potrà metterci mano e bocca e far capire alla società cosa fare poi per il futuro, perché il Napoli ha un'età media abbastanza alta quest'anno, ricordiamocelo, media abbastanza alta. Con questa media di età si devono vincere i campionati, nel senso che quando tu hai questi giocatori nel pieno, no? Non sono troppo vecchi ma sono comunque nel pieno, 27, 28, chi 29, chi 30, sono nel pieno della maturità, quindi o lo fai adesso o diventa più complicato col passare degli anni, un po' come ha fatto l'Inter l'anno scorso. E quello che ho capito, il Napoli non guadagnerebbe niente se Lorenzo se ne va perché è a scadenza. Esatto, ma guadagni il fatto che non devi pagare lo stipendio, che comunque all'ordo lo stipendio di Insigne sono sempre 9 milioni e mezzo o 10, poi non so i bonus facilmente raggiungibili quali sono, ma ovviamente sempre intorno a quei 10 milioni, poi rientrano qualche soldo perché i diritti d'immagine, Insigne con l'Adidas, ci sta pure questo discorso qua, tu potresti lasciare, tieni, tu sei sponsor Adidas, tutti i soldi che ti dà Adidas sono i tuoi e non se li prende più il Napoli, potrebbe fare un discorso del genere De Laurentiis per venire incontro. Sono tante variabili, lui fa dall'attacco alla difesa. Dove sta uno come lui? Nino, è verissimo, lui ce l'ha di suo la resistenza e anche l'attitudine al sacrificio per aiutare fino in difesa, lo sottolineo sempre ad ogni partita. C'è da dire, Nino, che quest'anno mi sembra che Spalletti stia chiedendo meno questo tipo di sacrificio alle ali, no? Politano eccetera eccetera, però comunque fa parte delle cose da fare, perché quando il Napoli sa che gioca sempre all'attacco capita, no? Il contropiede dove tutti devono rinculare e devi dargli una mano. Ricordiamo le parole di Spalletti su un ass: se a un ass gli chiedi di fare quelle rincorse perdi un pochettino. Un Insigne, un Politano ce l'hanno più, addirittura lui cita Lozano, ce l'hanno più nelle loro corde fare queste rincorse all'indietro. Su Insigne lo sappiamo già che lo fa e quindi ovviamente è un punto a suo favore. L'unico che tiene la cazzimma è Insigne, gli altri devono solo imparare. Cheat. Questa è la dichiarazione che fece De Laurentiis dopo la partita con il Real Madrid. Anche quelle dichiarazioni un po' forti, Un po' lì che ringrazio Emanuele. Al momento Insigne è un calciatore del Napoli e per vincere sarebbe importante vederlo tranquillo e in forma. Si è visto nella passata stagione che può fare la differenza. Sì, dobbiamo anche vedere a livello tattico se il Napoli sta decidendo di giocare un po' più verticale perché abbiamo Osimhen, mentre con il Napoli di Gattuso i trequartisti erano molto più nel vivo del gioco e incidevano di più, almeno finora abbiamo visto questo. Poi magari nel girone di ritorno i trequartisti tornano a essere in grande forma e cominciano a segnare eccetera eccetera. Insigne ha fatto tantissimi gol anche su azione l'anno scorso, era leader assoluto, proprio tecnico l'anno scorso, non c'è dubbio, come lo era Zielinski. Possiamo dire che Zielinski è distratto per il contratto? No, quindi possiamo anche ipotizzare che il problema al momento è anche di natura tattica. Si palleggia di meno, Insigne è meno coinvolto nel gioco e si deve più finalizzare, si deve occupare l'area, cosa che Insigne fa, però poi gli arriva il pallone non sempre cinico sotto porta, e insomma anche questa è una cosa da considerare tutte sul piatto,
tutte sul piatto. Buonasera Davide, per dire, ma si fa per dire. Una tazza in versione femminile. Vittorio, e come si fa? No, perché poi non vorrei essere, insomma, come si dice, banale. Cioè, secondo te una tazza in versione femminile potrebbe avere lo sfondo rosa? Non vorrei dire, perché poi chi l'ha detto che il rosa è il colore femminile? È un po' un luogo comune. Fammi sapere, io mi organizzo. Se ritieni che magari con il rosa di sfondo, perché poi il Napoli lo usa anche, il blu e il rosa come dettagli per i prodotti femminili, io sono a disposizione. Niente di meno, Stellina. Chi vorresti come presidente? Questa è tosta sta domanda. Non te lo so dire. Vorrei un Ferlaino che però oculato come De Laurentiis, che non ti fa come si dice, che non ti fa fallire, che però un poco più zitto di De Laurentiis, con le conoscenze che in società metteva Ferlaino anche in Lega, fa una fusione dei due con Marotta come direttore generale, perché poi non è tanto il fatto del presidente, è anche tutto il resto dell'organizzazione generale, no? Avere persone che conoscono bene tutti gli ambienti. Ecco, un misto dei due. Uno, capito, che c'è assai, che magari soffre la famosa questione, no? Moratti che si è svenato per l'Inter finché non ha vinto, e Ferlaino insomma si sa che ci teneva, ma poi non basta tenerci, perché ci sono i presidenti tifosi delle proprie squadre che comunque non accocchiano niente, ci sono sempre stati. Però un misto tra i due. L'oculatezza di De Laurentiis a me piace, che non si facciano debiti, perché poi si sa che alcune squadre possono permettersi di fare debiti ed altre no. Noi l'abbiamo visto sulla nostra pelle quando il Napoli dice via Serie C, ciao, siete falliti, non esistete più, il titolo, le banche, e non è facile. Sì Marco, io ho lanciato il link e a breve lo vedremo comparire, non c'è dubbio. No, non c'è nessuno, ma non c'è, il fatto è che non c'è nessuna questione, Salvatore Sheikh. Chissà perché ha fatto chi lo tweet, ma ripeto, tweet simili li ha fatti anche per il Liverpool, dove diceva il Liverpool ha segnato, non è che si vuole comprare anche il Liverpool. Quindi non metteteci il pensiero. Mi dispiace togliervi un sogno, ma non metteteci il pensiero, veramente. E Spalletti lo vuole Insigne? Forse sì, però non ha mai minacciato di incatenarsi per lui, come invece disse per Koulibaly. Allora Gilda, tu sei precisa in quello che dici. Spalletti ha anche aggiunto dei rumori di motociclette, le ha aggiunti Spalletti. A un certo punto lo dice io posso farmi mai i nomi di tutti quanti quelli che per cui io mi incateno, e a un certo punto dice pure mi incateno per tutti. Poi noi è chiaro che non siamo fessi, e se gli vendono Malquit, Spalletti se le toglie le catene, dice va bene, ci organizziamo, non è che mi oppongo, mi dimetto se mi vendete Malquit. È chiaro che deve dire così per difendere un pochino tutta la rosa, perché deve fare proprio l'opposto di quello che ha fatto Mourinho, per esempio. Tutti sono in grande considerazione, e poi escono belle partite come quella là che abbiamo visto contro il Legia, dove c'erano tutte le seconde linee che hanno tutte giocato e performato bene, proprio perché si sono sentiti portati avanti da Spalletti. Adesso giocano tutti, adesso è il vostro momento, adesso vi dovete dimostrare, perché lui dice proprio così: a me non manca niente oggi, quando invece ci mancavano parecchi giocatori. A me non manca niente, c'ho tutto quello che mi serve per fare una grande partita. E i giocatori hanno risposto bene. Quindi lui dice non mi incateno per Koulibaly, e l'ha detto proprio chiaramente, perché aveva il bisogno di dare a Koulibaly quell'ulteriore fascia di comandante pubblica, ne aveva bisogno, ne sentiva il bisogno. Non ha parlato specificamente di Insigne, però per Insigne ha avuto parole molto chiare,
durante tutta la stagione. Insigne che deve dimostrare più, Insigne è il capitano, Insigne è il leader quando si va a prendere il pallone, non è facile tirare i rigori quando li hai sbagliati, non ti deve dimostrare più niente. Lo sostituisco perché lo voglio preservare, perché mi serve più fresco nella prossima, mi ha detto che ce ne aveva ancora, quindi lo farò giocare di più. Insomma, rientra nei discorsi di Spalletti, e non credo che Spalletti non voglia puntare su Insigne. Io credo che Insigne sia un titolare nella testa di Spalletti. Se Insigne non dovesse esserci in un futuro, Spalletti troverà il modo di sostituirlo, come troverà il modo di sostituire un eventuale Koulibaly, che anche per Spalletti è anche un titolare inamovibile, ma capita, squalifica ad Juan Jesus, si fa di necessità virtù, si fa. Pensate a una necessità virtù però sulla lungodegenza, proprio per sempre. Potrebbe essere. Occhio a Cambiaso, terzino esterno del Genoa. Quest'anno mi sto concentrando su Genoa e Bologna oltre che sul Napoli, e devo dire che è proprio un bel giocatore, molto duttile, e ci è piaciuto anche contro di noi. Può occupare più zone del campo, niente male proprio. La maglia di Maradona la useremo per Inter e Lazio? Credo di sì, Stellina. Credo di sì. Vediamo se vedremo altre colorazioni. Io ho solamente il dubbio, perché credo che vedremo quella bianca, insomma, spoilerata un pochino da quella foto che diventò virale con Lozano. Quindi quella bianca a sfondo bianco. Poi dobbiamo vedere se faranno quella rossa o quella là azzurra, proprio la prima maglia con lo sfondo di Maradona. E voglio anche vedere se quando saranno messe in vendita saranno anche loro con il limite del 1926 tiratura limitata, oppure se verranno messe in vendita ad libitum fino a esaurimento scorte della produzione, perché poi finisci la produzione, devi riprodurle e devi essere sempre, non può mai essere, proprio se vuoi crescere con il marketing e con il fatturato, non può mai essere che non hai prodotti da stampare, anche perché abbiamo visto che le comprano, e anche questa maglietta è andata subito sold out. È chiaro, tiratura limitatissima, 2000 pezzi finiscono in un attimo, quando è una novità, quando c'è Maradona involved, e quindi speriamo che magari, se veramente dovrebbe essere, vedete se ci sono 15 like a volo, capita, che ritrovate in... eccolo, dove sta? Esce in like così. Non sarebbe meglio lasciare andare Insigne e prendere Boga? È giovane, è forte, grandi prospettive. Boga se ne è sempre parlato come in zona Insigne, a me piace, ha il dribbling, ha la fisicità, è un buon giocatore. Credo che anche lui però sia africano, cioè passaporto africano, deve giocare con gli africani, e quindi non vorrei esagerare, perché io poi voglio pure Singo. Se volendo vorrei anche Singo, e mi piace anche Olaina, poi però non possiamo cattare tutti i giocatori africani, perché poi capita la Coppa d'Africa e non abbiamo più giocatori da mettere in campo. 15 milioni netti spalmati in 5 anni, considerando l'età che avanza, sembrano così pochi? A me non sembrano pochi, a me sembra per 5 anni, quindi 3 milioni all'anno. A me non sembrano pochi. Io fossi a Insigne ci penserei su e tenderei al sì. Anche con quella cosa dici, però Lozano ne piglia 4. E che te ne frega? E che te ne frega? Dovete sapere che anche nella musica è così, ci sono dei contratti aperti dove tu sai il musicista a fianco a te quanto prende, ma ci sono anche dei contratti chiusi dove tu non ne puoi parlare, non lo devi sapere, magari se lo vieni a sapere è una scelta tua, ma non è detto che il musicista prenda gli stessi soldi del cantante o del sassofonista o del band leader, non è proprio detto, e io non mi devo prendere collera, io devo sapere, anche se prendo quello, che sono indispensabile per la band. Se poi ritengo, è bellissimo il paragone con la musica, se ritengo di chiedere un aumento e vado al rischio, perché c'è sempre il rischio dei pro e dei contro, dici senti io devo avere questo di più, $500 non bastano più a serata, me ne devi dare 600 perché mi aumenta il fitto, la benzina costa di più, e tu fai la richiesta d'aumento.
ti possono rispondere sì, va bene, tu sei indispensabile perché un altro così non lo troviamo, che magari suona, canta, italiano, eccetera, eccetera. Oppure ti possono rispondere, mi dispiace, questo è... tu puoi anche rischiare, dici no, c'è un altro bassista che se ne piglia 400 e prendiamo a lui, state buono, capisci? Quindi sono domande che uno si deve fare, i pro e i contro sempre in giro. Perché si creano sempre critiche sui giocatori, o almeno la società dovrebbe gestire meglio queste cose? E sono d'accordo su questo, tu te la puoi cavare con un no comment. Invece alcune cose si vogliono dire proprio alla bella posta. Me ne andrei anche alla Fiorentina, ma solo per dispetto. Come si fa a dimezzare? E vabbè, ma il dispetto non va bene per la tua carriera, Amelie. Non va bene. Tu devi pensare, vado alla Fiorentina, che faccio? Vinco se vado alla Fiorentina? O divento uno dei tanti che si sta giocando un campionato di media classifica? Non ha senso fare il dispetto e andarsene alla Fiorentina, secondo me. Ma per la carriera di Insigne, che merita qualcosa in più, è dura. È dura. Sarebbe un segnale forte e bellissimo per questo campionato. Insigne rinnova a 0 fino a fine campionato perché vuole lottare per lo scudetto. Che fantasia che te. Sì, tu sei un romantico. Sei un romantico. È proprio vero. Non diventa povero, sicuramente. Sicuramente. Importante essere felice, lo è al momento. Bella domanda. Diego Mario, se non sbaglio, bella domanda, perché secondo me lui soffre di non fare questo gol su azione. Lui vorrebbe essere sempre quello che determina le partite, e se non la determina, secondo me lui dentro di sé soffre. Bisogna dirlo chiaramente. Poi bisogna anche spiegargli, e Spalletti deve essere bravo a spiegargli, che lui può determinare anche con un assist, può determinare con un movimento senza palla, può determinare con la sostituzione, perché sfianca gli avversari, poi entra Elmas fresco e magari trova gli avversari stanchi. In questo deve essere bravo Spalletti, a farlo sentire felice e coinvolto, anche se non è lui a determinare, a prendersi le cosiddette luci della ribalta, no? Hashtag luci della ribalta, che non è il ristorante a Manhattan, Club Napoli New York, le luci della ribalta di Insigne, che magari si piglia un bel titolo sul giornale. Speriamo che si estenda il contratto fino a luglio. La vedo dura comunque. Non ho capito cosa si intendi. Fantasia, va bene. Insigne di 9-0, nel senso gioca per i 3 anni senza stipendio. No, vabbè, a 0 no. Tipo proseguire almeno quello che intendeva Losco, almeno bloccare il contratto fino a giugno, no? Ti fai questa stagione che non puoi firmare a 0 a febbraio, perché ragazzi, dal 1 febbraio Insigne si può sedere a un tavolo e firmare per una squadra quasi. Il Newcastle c'ha soldi infiniti e Insigne dice me ne vado al Newcastle. Lo può fare, e il Napoli non può dire niente. Ricordiamocelo. Ma secondo te, e terzo me, a gennaio corriamo il rischio di perdere qualche pezzo da 90 se arriva un'offerta giusta? Io credo di no, Valentino, credo di no. Perché se è vero come è vero che De Laurentiis secondo me non comprerà, però almeno tiene la cosa a dire non c'ho niente da riparare, la squadra è forte. Certo, non deve capitare un disastro che crolliamo nelle prossime partite, però non crolleremo. Allora, una squadra che si deve mantenere, De Laurentiis l'ha detto chiaramente, la Champions è fondamentale, io devo tornare in Champions perché il fatturato si basa su quei milioni là, non cresce il fatturato del Napoli, quindi la Champions è fondamentale. Se il Napoli si rende conto che perché tu parli a gennaio, il Napoli può rinunciare a Koulibaly, dovrai rinunciarci a gennaio, ma poi ti ritorna, perché altrimenti resti solamente con Juan Jesus e Rachmani. Juan Jesus ha la sua età, Manolas sta sempre fatto male, puoi rinunciare a Koulibaly? Non credo proprio. In difesa i terzini ti puoi arrangiare, Di Lorenzo non deve mai avere uno starnuto, non credo proprio. A centrocampo ti vuoi prendere il rischio di toglierti Fabian e mettere anche Sadem titolari per sempre, con unica poi soluzione Lobot, che così.
è difficile che il Napoli possa fare questo tipo di ragionamento se vuole proseguire con questo andamento che ci sta portando perlomeno in Champions, e ci deve portare in Champions a meno di gravissime cose, perché stiamo andando bene, perché ci sono tante squadre dietro di noi e che quindi non scherziamo proprio quest'anno per la Champions, non scherziamo. Però da qui ad essere troppi ottimisti, come dice Totò, come siamo stati gli altri anni, vabbè, tranquilli, e poi succede l'ecatombe di infortuni e rimaniamo contati, non credo che ci possiamo prendere questa cosa. Buonasera a tutti. Volevo farvi vedere un paio di cose, tra l'altro, ma volano tutti i messaggi, come siete belli, siete troppi, anche questa volta siete troppi. Capita. Sì, amico mio, cercherò di vederlo. Ora devo capire se posso andare live o se vi faccio magari un commentino finale, perché venerdì suono e devo vedere a che ora devo muovermi. Ci ragiono. Si dice de plus valentis. Vabbè, vai, noi cerchiamo di essere bellini, ragazzi, anche perché come si dice, questi ci vedono, ci sentono, ci guardano, siamo belli. Uè, ci avete superato, tu chi sei? Tu sei del Milan, Non mi ricordo. Se sei del Milan siamo sempre là, se sei dell'Inter ci abbiamo superato, vabbè, ma siamo rimasti superiori in classifica, quindi non è che non abbiamo superato nessuno, siamo sempre rimasti davanti, se vogliamo poi parlare della classifica con i gol fatti e la differenza. Non mi ricordo, sei milanista mi pare. I like preventivi, forza, perché poi arrivano i milanisti con la parrucca qualche dettaglio femminile, si mischiano tutti i messaggi, perché poi state parlando della tazza col dettaglio femminile che era mezz'ora fa, la tazza con la parrucca è pure bellina come idea in realtà. E allora io devo andare proprio avanti assai, no, è scattato, stiamo parlando di 50 ore fa. Va bene, questo è il messaggio più importante, credo il più importante di tutti. I like immediatamente, perché con un Ambrabam io mi sposto semplicemente un po' più qua, niente succede. Si vede martedì che sta lì. Saluto l'amico Virgilio, che saluta tutti. Vedi come siete bellini, la community che si ricorda, come adoro tantissimo. Sono entrato nella live, la sto recuperando, leggo molti commenti sulla questione Insigne, ovviamente amico mio, non c'era dubbio. In ottica mondiale per il calciatore non penso che sia meglio, vedi, questo è un altro spunto, in ottica mondiale, meglio stare in una squadra che insomma lotta per grandi traguardi se te ne vai da un'altra parte, però oramai ti aggiungo, Federico, che Insigne fa parte del gruppo di Mancini si fida, lo stima molto, quindi se pure dovesse cambiare squadra non penso che uscirebbe dal roster della nazionale. Sotto questo punto di vista non credo che ci saranno problemi. Col discorso sponsor mi è acceso una domanda per Guido: quanto guadagna realmente il Napoli da diritti d'immagine? Bellissima domanda, da totale ignorante quale sono, parrebbe siano pochi spizzi. Bellissima domanda, me la segno, spero che Guido venga presto per risponderti a questa cosa, perché è bellissima. Vedi? Quante cose. 115esimo, ricordate le prestazioni di come se non ce le ricordiamo le prestazioni di come no? Altani, sì, l'abbiamo visto il tweet, ma non è nessun segnale. A me mi pare una stronzata e fai bene. Bellissima domanda. Mi ricordo anche io che valgono poco, se ne parlava tempo fa quando prendevamo i giocatori ultimo a tutto. Bellissima domanda, tutte le linee sono libere. Ma che è? Gennaro Dauri è partito? No, ragazzi. Allora, prima di tutto i nazionali. Perché? Una partita si è giocata già oggi
ed è il mister Amir Rahmani, che ha perso con il Kosovo. Kosovo Jordan, ve la siete vista? No. Me la sono vista? No. So semplicemente che ha perso 0-2. Rahmani, centrale di difesa di una difesa a 3, si è giocato tutta la partita ed è stato ammonito intorno al 73esimo. Ci interessa? No. L'importante è che non si sia fatto male. Quindi la prima partita è andata e vedete Rahmani, l'amichevole del 10 novembre. Tutto a posto, tutto a posto. Quello che a noi interessa, a me è la vita che mi interessa. Domani giocheranno Elmas, giocherà Koulibaly, giocherà Bobotka, giocherà Ospina e basta. Questi qua giocheranno, ma quelli che ci interessano sono quelli che giocheranno alla fine, cioè più tardi possibile, cioè Anghissà il 16 novembre, Anghissà il 16, poi Ospina il 16, Osimhen il 16, Mertens il 16, Lozano il 16. Ok? Quindi già posso dirvi una cosa: Politano titolare contro l'Inter, perché il Napoli gioca contro l'Inter il 21, quindi ci sono 5 giorni più o meno di recupero. Posso pensare che Lozano, Canada-Messico, viaggi intercontinentali, si può assettare. Si assetterà magari anche Mertens, uno tra Mertens e Osimhen, però io credo che si assetta Mertens e Osimhen, c'ha quella gamba che ci dice sempre Spalletti che magari recupera prima, quindi nessun problema secondo me per Ospina, Osimhen e Anghissà. Però ecco, probabilmente vedendo la differenza tra un Politano che si allena, un Fabian che si allena, che sicuramente sanno di poter giocare contro l'Inter al 100%, magari un Lozano si siederà e poi dobbiamo fare le nostre varie macumbe, che non succede niente a tutti questi qua, perché dobbiamo vedere il calendario. E signori miei, Anna chi è? la vedo benissimo. Ma poi era bello quando lui diceva no, ma Enzo chi è? No, nessuno. Ma come nessuno? Vedi bene. Ah, Enzo è il cugino di mia moglie. Esatto, lo vedo. E poi non c'era niente che seguiva questa cosa. Cioè non è che tu dici sì, il cugino di tua moglie in realtà stradisce con quello. No, non continuava, perché ho indovinato il nome, vado avanti. Domenico chi è? Finché non usciva qualcosa che lui poteva creare qualche cosa di interessante. Questa era la grandezza poi di Gennaro Dao. Canada-Messico, Davis contro Lozano, interessante. Non solo Salvio, ma io devo aggiungere, e infatti io devo assolutamente con Fabio Versatile andare a ripescare Ivan Elenes. Guardate che la prima partita di Lozano è Stati Uniti-Messico. Stati Uniti-Messico! Vuoi vedere? Purtroppo Anthony Robinson non è titolare sempre fisso. Se si incontrano Lozano e Anthony Robinson, io esplodo dall'interesse perché voglio vederli pure a confronto. Che cosa meravigliosa. Allora, Osimhen continua con Ivan, mi fa morire, io non li capisco, veramente, pure io impazzisco. Ma oltre questo, non credi che Victor stia migliorando sempre più nei movimenti, taglia molto più in diagonale, azione da rigore di Verona? Sì, è proprio una cosa su cui sta studiando. Mertens è quello che proprio ce l'ha distinto, che sa dove andare per portarsi un uomo, sa dove andare per non stare in mezzo all'azione, eccetera, eccetera. Alcune sono proprio cose istintive che fai. Secondo me Osimhen ci sta lavorando e lo vedo che sta migliorando in questo. È chiaro, meno istinto e più ragionamento per lui, quindi magari qualche partita dove segna di meno la dobbiamo mettere in conto, ma fa parte del processo di crescita. Io quello che vedo già tangibile è la copertura della palla, il ricevere palla anche a terra sui piedi, mantenendo il difensore alle spalle e poi scaricando e riportandosi in avanti. Questo è già una cosa che l'anno scorso non faceva praticamente mai e quest'anno ha cominciato a farlo, quindi è veramente importante nella crescita. Ma quello che vi volevo far vedere è il calendarietto, perché io mi rendo conto, no? Voi pensate, Marone, l'Inter, la Lazio, l'Atalanta e poi c'è il Milan e va bene, ma guardate un pochino la distanza delle partite. Cioè, quando io vi dico, adesso vi dirò che è un tour de force che non finisce mai, cioè Inter-Napoli e vabbè, perché veniamo dalla sosta, tutti i nazionali come vi ho detto tornano dalla sosta e vabbè. Inter-Napoli il 21,
il 24 già c'è lo Spartak ed è comunque dentro e fuori, quindi sì, ci sarà un po' di turnover, non ci facciamo sentire, turnover, vabbè. Il 24, il 28 già c'è Napoli-Lazio dopo 4 giorni, il Sassuolo l'1, quindi dopo quanti sono? 3 giorni, perché 28 si gioca, 29, 30, 31, di 31 di 28 ce n'è uno, già si gioca col Sassuolo, dopo 3 giorni già si gioca con l'Atalanta e dopo 4 a 9, 5, 4 giorni si gioca di nuovo l'Europa League con il Leicester, quindi tremendo. Dal 9 al 12 passano 3 giorni per incontrare l'Empoli che gioca bene, ma che è una di quelle squadre qua in mezzo che dovrebbe preoccuparci di meno. Dopodiché c'è il Milan e quindi l'unico momento in cui uno si riposa è alla fine del corso di tutte le partite, che si chiude con l'Empoli. Cioè non dobbiamo pensare che finisce il turno di forza tremendo, il tour de force, il turno di forza, l'atto di forza con l'Atalanta, no, perché subito dopo l'Atalanta c'è il Leicester e subito dopo c'è l'Empoli. Per capirvi il quando, che è un concetto che abbiamo introdotto con Guido not too long ago, il quando è importante, perché finora per me il calendario del Napoli è stato molto favorevole, perché abbiamo potuto gestire le forze anche in momenti particolari che ne eravamo corti, abbiamo gestito bene. Questo quando è un quando tremendo, perché si sovrappongono una serie di impegni dove veramente perché poi qua finisce questo percorso, dopo il Milan, dopo 2 giorni, 3 giorni c'è lo Spezia e si chiude, dopodiché pausa, Natale, eccetera, eccetera, si ricomincia a gennaio, e gennaio è il famoso periodo della Coppa d'Africa, dove dobbiamo fare a meno degli altri giocatori. Così vi rendete conto della difficoltà? Io credo di sì. Io credo che vi state rendendo conto di questa difficoltà. Di conseguenza, tutto bene, siamo contenti, siamo felici, siamo in allerta, speriamo bene tutto, sempre un poco di mazzo che ci serve, però mamma mia che periodo che ci aspetta. Mamma mia che ci aspetta. Tutte le live di Vale, anche, poi probabilmente 7 partite in 20 giorni, manco alla PlayStation. Lozano da New York è tutto. Dopo Sassuolo almeno ne abbiamo 3 in casa, esatto. Però mamma mia. Sì, ma comunque pure i viaggi, hai ragione Vincenzo. Per aumentare la crescita del Napoli non credi che ci sono pochi investimenti su giovani sconosciuti facendogli fare esperienza in prestito? Anche questa per esempio è una cosa che fanno molto l'Atalanta, che fanno molto l'Udinese. Il Napoli non lo sta facendo proprio alla grande, non è una priorità in questo momento, anche perché investire sui giovani e lasciarli poi in prestito significa molto spesso doverli comprare e dover poi sostenere anche lo stipendio. Ma vediamo cosa ne pensa anche il nostro amico Guido G. Gentile. Buonasera. Belline, amici Bellini e Valerio. Io sono arrivato adesso, ignoro qualunque cosa voi abbiate detto perché ero impegnato per lavoro, scusate, anzi sono già un intruso così. Quindi in 30 secondi fammi il riassunto dei punti che avete toccato. Allora, facilissimo, si è parlato assai di Insigne, proprio assai, e dalla questione del contratto, e io poi ho introdotto 2 cosine, cioè faccio con l'Ambrabam, te lo faccio vedere, i nazionali che rientreranno più tardi, e quindi sono molti africani più Lozano e Ospina che rientrano il 16, e poi ho fatto vedere un attimino il calendario dove ci sono tipo 7 partite in 20 giorni, una cosa del genere, e non si prenderà mai fiato finché non si arriva a Napoli-Empoli prima di Milan-Napoli, perché tutte le partite una dietro l'altra senza sosta, una partita ogni 2 giorni, 3 giorni o 4. Questo più o meno è quello di cui si è parlato. E poi c'è questa domanda: per aumentare la crescita del Napoli non credi che siano pochi investimenti sui giovani sconosciuti da far fare poi esperienza in prestito? Allora, un sacco di cose da dire e devo avere più ritmo. La prima, take your time, I don't care. ringrazio
il tuo amico che mi ha citato l'altra sera nel vostro bel intervento, colpa della mia insonnia, mi ha fatto venire in mente una cosa, nel senso che nella speranza di eclissarvi e togliere il disturbo, visto che questa cosa per ora sembra che non è possibile, l'altra ipotesi è rendere sempre più organici i nostri interventi, salvaguardia dell'integrità intellettuale di ciascuno di voi, da Valerio in su, diciamo. E quindi mi è molto piaciuto l'intervento e lo renderlo organico, cioè una persona che ti è stata a sentire, io lo so sentire, è giusto che le competenze si implementino, non si ripetano. Lo troverei un ulteriore salto di qualità delle nostre conversazioni, quindi ci tenevo a dirtelo questa cosa. Quindi come lui ha sentito me, io poi stanotte ho sentito voi due, non in diretta perché, te lo devo dire, l'ho recuperato alle 3:30 del mattino. Ribadisco, adesso se la prenderà, Rita, non devi censurare le persone che mi insultano. E adesso vi spiego, tranne che non siano insulti razzisti, allora quelli proprio perdita di tempo. Quindi se una persona mi definisce seccia, è un ulteriore momento che mi porta a spiegare certe cose e potrebbe essere un momento di crescita del canale. Perché definire Guido Gentile seccia, cioè, è un'affermazione stupida. Vedi Valerio, io non sto dicendo che è una persona stupida, è un'affermazione stupida. Sono due cose diverse. E Bella spiego perché è stupida come affermazione. È stupida perché tu non mi conosci. Sono troppo vecchio e poco vanitoso per prenderti tutti i faldoni con i biglietti delle partite, ma non quando è facile che Napoli vinceva con Cavani, ma quando c'era Frappampina, Celestini, Dirceu, io ho visto perdere il Napoli solo una volta, ma non è questo, questa è una vanità, perché a questo punto se io dico mi aspetto che Lazio Salernitana finisce 3-0, un tifoso della Salernitana può dire che ho portato seccia, ma un tifoso della Lazio può dire che ho portato bene. Vi rendete conto quanto è stupida l'affermazione del calcio quando noi la ridiciamo così? Perché è la nostra miopia che ci fa convincere di certe cose. E ovviamente forti delle nostre convinzioni, tutto ciò che è diverso lo vogliamo quando una persona colta in maniera interessata, perché voglio invece sentire. Quando una persona è un po' troppo superficiale, ignorante. Ecco perché era utile sapere dalle persone quanti anni ha, perché se una cosa del genere me lo dice un quindicenne, io gli faccio un sorriso e dico non solo hai ragione. Se me lo dice un ventenne gli faccio un sorriso, se me lo dice un 25enne no, gli devo dire non esiste Babbo Natale, perché a 25 anni un uomo deve diventare adulto, se non lo diventa a 25 non lo diventa più. Quindi è importante dall'età. Qua si sta cercando di fare un lavoro, per chi l'ha capito, e Valerio ogni tanto mi manda delle richieste che diventano sempre più sofisticate, un po' diverso rispetto agli altri in realtà. Non mi permetto di dire, almeno io no, meglio degli altri, diverso, veramente diverso. Quindi chi ha la voglia, tra l'altro gratis, perché con Valerio noi abbiamo sempre fatto qualcosa di amichevole. Io non ho detto quando vengo io, allora le persone devono versare €1. È tutto gratis per voi, non per me, nel senso il tempo della mia vita. Quindi chi invece ha la voglia dice ma fammi ascoltare questo imbecille e mezzo, io imbecille Valerio mezzo. Vediamo questo modo diverso di analizzare il calcio, perché non significa in modo triste. Risulta tristi, Fabio Versati, sono altri. Io non sono né risulta triste, anzi io gioisco anche di un singolo gesto tecnico della partita. Però non posso dire vinceremo tutte, manco a farlo apposta e chiudo questo intervento. Poi, dopo aver visto te, ho recuperato un paio di trasmissioni, la griglia. Napoli nelle prossime 7 partite fa almeno 18 punti, cose eccetera, qui gli altri detto, lo so che piace questo modo, quindi quelli sono veri tifosi del Napoli, io sono seccia, ho detto non devono essere censurate perché possono diventare spunto per spiegare ulteriormente quello che si sta cercando di fare. Ad esempio è stato utile l'intervento del nostro amico ex arbitro implementato su quello che vi ho detto io. Andando alle tue domande,
Su Insigne, manco a farlo apposta, io mi sono portato avanti col lavoro, il buono, è brutto e cattivo. Mamma mia, sempre più vicino a questa mia, poi lo sveleremo a gennaio, però insomma rimane scritta questa mia previsione. Sì, ma l'hai detto qualche mese fa. Poi ritornerà. Gli amici che hanno memoria ritornerà e capiranno poi dopo. Poi non vi preoccupate, tanto rimane scritta, non posso dire che poi me la cambio, poi l'ho anche poi pubblicato, voi l'ho anticipato, poi l'ho pubblicata come articolo, quindi rimane ferma non più su carta. Poi devo rispondere Max Allegri. Io vi leggo, poi no, il mio tempo, il mio lavoro, non è che posso stare con... vi ho anche detto logicamente quali che secondo me erano i miei passaggi, e logicamente mi ha aiutato il fatto che io non sono amico dei procuratori. Alla fine, anche nella migliore buona fede, è difficile mantenere una certa estraneità quando comunque tu poi ci vai a cena con determinate persone. Con uno sei amico, l'altro ti sta antipatico, però quello è il mondo. Io proprio con nessuno, quindi analizzo quelli che sono i passaggi logici. A Insigne al Genova non ci andrà mai, non perché Genova è brutta, già abbiamo detto queste cose qua. E vi dissi quella che secondo me poi è una situazione che si sblocca semplicemente se... Cioè il Napoli, questa sarà la sua situazione, cioè se Insigne e non avrà queste proposte scintillanti, poi vedrete il buono, il brutto e cattivo cosa rischia di diventare a gennaio, e anche in termini poi di punti, se lui abbasserà, diciamo, le pretese, qua non mi permetto di dire giuste o sbagliate. Quello che però ti voglio dire, non mi è piaciuto, visto che io non sono né amico né nemico, l'intervento del procuratore che ho letto, il virgolettato, non funziona. Poi ognuno vive la sua vita come vuole, con le sue regole, con la sua educazione, con le sue timidezze. C'è queste frecce velate dove tu non dici il nome, ma in realtà l'hai detto il nome, no? Altre persone poco prima hanno avuto un rinnovo molto più alto, allora ti fa vedere che tu una certa acredine e malizia ce l'hai, quindi non è che dici noi ci stiamo ponendo con pace, tutte milioni di intenzioni. Se lo fai rimani nell'alveo degli interessi del tuo assistito e basta, della società, non c'è bisogno di mettere in mezzo un contratto di un assistito di un altro procuratore, avvenuto tra l'altro prima della pandemia, che poi è stata annunciata durante la pandemia. Questa è un'altra cattiva informazione che poi giornalisti amici del procuratore dice però non è vero, conoscendo voi Aurelio De Laurentiis, e sono lunghe le sue trattative, non è una persona che da un minuto all'altro, manco a farlo apposta. Nell'ultimo nostro incontro, forse a volte sono lungo, però vedete che anticipo sempre qualcosa che poi avverrà. Io ho detto attenzione che noi abbiamo di nuovo la divisione di chi è pro Aurelita a prescindere, a volte lo difende anche su cose che quando sbaglia, e chi è contro di lui, caccia soldi. Guido Gentile non è nessuna delle due scuole, come sempre, analizza operazione su operazione con onestà. Poi chiaramente non è che io sono il Vate, c'è un'operazione che a me non piace del presidente, può piacere a tutti, va benissimo, ma quantomeno io ho la mia logica. Ho detto attenzione che quest'uomo è una persona che fa tutte le cose dopo che ha consultato tutti i suoi avvocati, cioè non è uno sprovveduto, non si mette in mezzo a situazioni poco trasparenti, ma per la storia sua imprenditoriale, quindi perché poi a Napoli da oggi di colpo dovrebbe diventare un traffichino, la vedo molto difficile, come il fatto che uno vinca da qui alla fine 30 partite, quando non sono manco più 30, per dire. E oggi c'è il fatto delle magliette, prima ha parlato uno, poi ha parlato un altro, che è un gran burdello, anche perché troppe persone si sono avvicinate alla figura di Diego Armando Maradona, professavano questo grande amore. L'amore era poi più per il loro portafoglio che per il buon Diego. Questo bisogna dirlo, perché poi anche questo santino di Maradona è sbagliato, non che sia sbagliato il fatto che sia santino di Maradona, che dobbiamo fare poi la tara, Valerio, di chi veramente ha voluto bene, con affetto, Diego Armando Maradona, e chi lasciamo perdere, perché poi il lavoro è il lavoro. Mia nonna mi ha insegnato che qualunque lavoro onesto è pari allo stesso livello, quindi come si fa a criminalizzare il lavoro onesto?
però ci sono anche lavori onesti, per esempio maliziosi, fatti con una certa malizia, lavori un po' borderline e lavori disonesti. Quindi il lavoro dallo spazzino al super manager, per come sono stato educato io in famiglia, sono uguali realmente. Non mi faccio condizionare dal peso dei soldi, perché quando ho più carisma, quello che per me vale nella vita è se il lavoro è fatto con onestà e dignità. Intorno alla figura di Maradona tante persone se ne sono approfittate, però dobbiamo sempre, col fatto che Maradona rappresenta un ricordo troppo forte nelle nostre emozioni, si omettono questi passaggi. Invece questi passaggi sono importanti. Ho inserito anche un altro tema. Mi fa piacere che oggi un giornale si è ricordato del tempo effettivo che si gioca sempre di meno. A questo punto veramente è necessario per 15 giorni chiudere il canale di Valerio e non parlare più di nulla, perché sono diventati un po' troppi gli spunti. Allarme in Serie A. Mancano Allarme. Sulla tabella delle partite, non mi esprimo, perché io non ragiono mai sul fatto con l'Udinese si vince, col Milan basta un pareggio. È un discorso molto più storico e organico. Ripeto sempre queste due parole. Chiaro che il calendario del Napoli è fitto, intenso e sono tutte partite decisive, perché la partita con lo Sparta Mosca è decisiva, cioè deve per forza vincere o pareggiare e poi costretto a vincere con il Leicester. E in mezzo c'ha due partite mica simpatiche, detto, sono partite dove si gioca, gioca l'idea di fare un campionato di super vertice, rimanendo attaccato al Milan e cullando il più possibile il sogno scudetto. Io dico cullando, noi non siamo obbligati a vincere. Un campionato di vertice, tentando di difendersi con le unghie, con i denti, dall'attacco al quarto posto, o veramente un paio di settimane tu puoi rimanere in una sorta di sabbia mobile, basta poco. Quindi il nostro calendario è tosto e qua ci eravamo portati avanti col lavoro. Quando io vi dissi sarà fondamentale inserire almeno per reparto altri 2 calciatori che garantiscano delle prestazioni di qualità. Quella sarà la chiave di lettura, perché avete visto già nell'ultima partita un po' di brillantezza si è persa, anzi non nell'ultima partita. Dicevo personalmente in una chiacchierata privata con Valerio, se noi guardiamo le ultime 5 partite, il Napoli ha preso solo un gol e la difesa che nelle ultime 5 partite, come tra l'altro nel resto del campionato, è andata meglio. Su 5 partite un solo gol incassato, ci aspetteremo. Non dico che il Napoli ha fatto 3 per 5 15 punti, ma 13, invece no, ne ha fatti 11 con un solo gol incassato. Quindi qua il lancio di allarme, seccia, come ha detto qualcuno, non censura è chi un pochino il calcio lo guarda con attenzione, paragonando le situazioni storiche, e negli ultimi 2 o 3 campionati è un po' cambiata l'importanza dell'attacco rispetto alla difesa. È chiaro che non puoi vincere un campionato con una difesa di burro, però già negli ultimi campionati della Juve e l'ultimo dell'Inter l'aspetto della percentuale di realizzazione in attacco è diventato fondamentale, quindi averla così bassa è penalizzante. Infatti vedi, appena tu il Napoli continua a averla così bassa, ma ti è mancato quel pizzichino in più, finché fai 1-0 la svanghi. Però il Napoli storicamente non è la Juve di Allegri, 46esimo 1-0, che è una squadra che non è portata a quell'1-0. Tra l'altro Spalletti, lui stesso in conferenza, quindi non Guido Seccia, ha detto questo è un campo diverso, ormai un calcio diverso, non basta più per stare sereni manco il 2-0, forse a volte esagerato, però insomma io ve l'ho detto dalla prima giornata, poi chi mi ama mi segue, chi no. Per quanto riguarda Max Allegri, che mi fa un sacco di osservazioni e domande, se si riferiva, lì devo chiedere il permesso a Valerio, all'articolo non mio, non so se posso linkare, ma l'ho trovato subito, il link di una testata non mia, non nostra. Se si riferisce a una cosa che ho scritto io, parliamo di 20 anni fa, è vero che mi conoscete da adesso, ma io non nasco ieri, quindi scrivo da quando andavo al liceo, anche se non sono famosissimo, questo no. Ed era di un giornale cartaceo, una carta stampata che tra l'altro adesso non esiste più. Quando sei piccolino te li conservi tutti gli articoli, poi cominciano a conservarti di più perché sono tantissimi. Non credo di averlo in forma cartacea, devo andare a recuperare il file e prendervi quel pezzo. Quindi volevo capire se si riferiva
alla segnalazione che io feci a Valerio in aggiunta a quello che avevo scritto io molti però anni precedenti, quando Valerio mi disse ma questa ricostruzione è corretta, io dissi sì, ma mancano i passaggi che ti ho detto io o quello che avevo scritto io. Il primo lo possiamo postare, dobbiamo anche vedere, penso che si possa comunque tranquillamente linkare, semmai è tutta pubblicità a favore di questo sito. Nel mio non era un sito online, era un giornale in carta come prima si vendeva. Chiaro, Quindi, vabbè, aspettiamo, ci farà sapere sicuramente, perché Max non manca di commentare un video, è sempre presente, quindi ci darà sicuramente delucidazioni. A questo punto, Guido, prendo questo spunto di Lewis che dice: dopo 12 giornate si può dare un primo bilancio del campionato. Cosa possiamo dire delle 7 sorelle? Guarda, ci ha messo doppio, come si dice, le quotes? Vabbè, 2 volte ce le ha messe. E soprattutto del Napoli. Come si dice? sì, no, l'enfasi, vabbè, sì, esatto. le virgolette, no? Le virgolette. Bravo, è proprio la parola banale. Però in quel caso immagino che non è il virgolette quando tu vuoi riportare non per una frase citare, ma precisa per o festone. straniera, ma in quel caso poi ci dirà il nostro amico Levis o amica, perché poi questi avatar, questi non Che sanno ne sai? immagino che sia un'enfasi particolarmente beffarda, e quindi probabilmente ho portato al mio mulino questo seguace che saranno queste 7 sorelle. Fino adesso in queste 12 giornate potrei dire che, anche se io aspettavo le 12 giornate, l'avevo inquadrato abbastanza subito, presto, il campionato, che sarebbe stata una corsa a 2 con la Juve, ma vi feci vedere nel corso degli ultimi anni quanti pochi punti sta facendo la Juve, quanto è attardata. Terza incomodo, perché poi la Juve rappresenta un certo potere, e lo stiamo vedendo tremendamente da ultime dichiarazioni, dal ritorno a gamba tesa di Moggi. Non è per l'ossessione, come dice una certa amica, però questi governano il calcio e non solo. Purtroppo, se la situazione non si equilibra in Italia, tu avrai sempre una situazione dove c'è il 75%, poi il 25-25, manco superiamo, lo so, il 100%, e il resto non contate nulla. Però è così. Quindi una cosa è l'ossessione, una cosa però è ignorare un sistema. È un campionato dove sta correndo di più dell'anno scorso, perché determinati big, tranne la Juve che ha meno punti, e Napoli è come se avesse preso, in questo momento si è sostituita la Juve, ha preso i punti della Juve, dove c'è poca attenzione verso la parte difensiva, perché tranne questa difesa di ferro, e auguriamoci che regga il più possibile nel Napoli, sono abbastanza alle grotte, cioè già tutte le big hanno superato i 10 gol alla 12ª giornata, alcune anche di gran lunga. Non si è proposto un gran calcio, dobbiamo dire, molte partite sono state molto brutte. Il calcio migliore a sprazzi, per lunghi sprazzi, ha fatto vedere il Napoli, e questo è malissimo, perché sappiamo che non vincerà lo scudetto. Cioè in Italia storicamente chi gioca calcio, bel calcio, non vince. Il famoso Milan di Sacchi, che tutti citano, non giocava, era un pressing esasperante, quindi togliendo, e soprattutto c'era una regola del fuorigioco diversa da quella che è adesso, che oggi invece salterebbe. Se vi vedete un filmato che riassume tutti i fuorigiochi che beccò il Real Madrid nella partita d'andata, anche quando c'era un giocatore dall'altra parte del campo che non c'entrava niente, infatti poi si innervosirono. Con questo non vogliamo sminuire i meriti innovativi di un allenatore, di una squadra, poi in parte tra l'altro smentiti dai suoi stessi giocatori, Gulli, però anche quello, attenzione, nel ricordo soprattutto di chi non l'ha visto, ma solo sentito parlare dalla narrazione, che è molto a volte diversa dai fatti reali, dobbiamo fare la tara. C'è squadre molto spettacolari in Italia dove veramente tu ti ricreavi, sono squadre che non hanno vinto. Perché noi storicamente siamo un campionato abbastanza speculare. Avete visto, vedi il Napoli nelle partite dove ha sofferto quando tu tendi a non far giocare l'avversario, spezzetti il gioco. Non mi è piaciuto un tema da inserire nell'intervento, ma me lo stavo chiamando, aspettando, di Chiellini, legato tra l'altro anche all'articolo sul tempo effettivo, perché non è il VAR, anzi spesso lo sta
diminuendo il tempo da perdere. È proprio questa tendenza che tu una continuazione ti butti a terra, una continuazione... Mamma mia. Anche l'idea proprio, sì vabbè, quando dice ma perché non l'ha spazzato con la palla, quindi la prima ratio è buttare le palle in tribuna, quando determinate squadre all'estero fino alla fine devi provare a giocarla, e poi perché quelle squadre vincono le Champions? Perché sono squadre predisposte a giocare a pallone il più possibile, e tu non arrivi a vincere. Il Chelsea è passata pure per la sconfitta in una finale in Champions League, sempre ricca era, ma tu ti devi fare il tuo percorso di esperienza e anche proprio di attitudine al gioco vincente d'attacco, che noi non abbiamo perché siamo portati a un gioco sparagnino. Alla fine poi l'Italia ha vinto gli europei, era partita che il gioco spumeggiante, ma tutte le ultime partite catenaccio a morire. Quindi per adesso il campionato sinceramente sta andando come lo avevo inquadrato. Vediamo le prossime 3 domeniche, perché ci può essere una continuità, il che significa bene per il Napoli, uno stravolgimento significa male per il Napoli, però io ho detto meno di 12 punti il Milan piuttosto che dire 18 del Napoli, è difficile che li faccia, anche 12 e 32, 44 che è un punteggio buono, me li aspetto. La cosa importante, ed è più una speranza tifosotta, e non, ecco, che squadre, l'ho detto, come l'Atalanta non arrivino a più di 34, perché poi avendo un percorso nel girone di torno solitamente crescendo, che la Juve non arrivi a più di 35, potrebbe farne 37. Comunque vediamo le prossime giornate. Non ho visto, tra l'altro, per adesso giocatori, e quello è il legame dei giovani, particolarmente interessanti, ma ci sono ragazzi interessanti, sì, però particolarmente interessanti che ti rubano l'occhio, da dire questi sono i nuovi gioielli da esporre nell'argenteria di famiglia, cioè insieme all'argenteria di famiglia. Però aspettiamo. Lo stesso Locatelli poi alla fine ha fatto una scelta di comodo sia per lui che per la Juve, ma forse non li valeva nemmeno quei milioni offerti dall'Arsenal, o comunque un giocatore che non vuole andarsi a cimentare, a confrontare un calcio così competitivo come quello inglese. Io voglio rimanere nel dubbio sui soldi dell'Ars, voglio sperare che non li abbiano offerti, perché altrimenti Sassuolo lo deve cedere immediatamente e lui deve andare lì, se veramente ci sono quelle che c'è no, stata... leggi questa domanda, perché adesso solo domande. Ok. Questa è bella perché è tattica. Signori, sono un visionario io, ho un Insigne ultra trentenne, lo vogliamo mettere davanti alla difesa con compito di regia e di costruzione dal basso. Nel senso che lo puoi mettere tu lo puoi mettere dove vuoi, amico Bellino, perché sapete io sono realmente un democratico liberale. Se lui si fa mettere in quella posizione, parliamone. Quello che stiamo vedendo è che il Napoli quest'anno corre molto di meno, 7 km e mezzo in meno del Napoli di Gattuso, crea anche di meno, vi ho fatto vedere i numeri, e Insigne corre molto di meno, quindi il mito di quei giornalisti che li mettono fisso 6,5, 6,5, 7,5, cioè Elmas 5, Mertens 5, perché si stanca, non è vero. Insigne sta correndo molto di meno dell'anno scorso. Con questo, attenzione, io ho detto, ragazzo professionista serio, tatticamente è cresciuto molto, ma è un calciatore intelligente e preparato, attenzione, si astrapolano, però quest'anno lo stiamo spremendo di meno, anche se a volte fa dei recuperi. In quella posizione, alla Pizzarro, per esempio, io non ce lo vedo, perché gli mancano due cose. Innanzitutto la struttura, anche Pizarro non era altissimo, però non ha la struttura fisica, sono delle posizioni dove tu spesso c'hai l'uomo addosso, e una certa velocità di pensiero che ultimamente sta acquistando molto bene Fabian Ruiz, nonostante le dicerie, che è fondamentale, perché in quel ruolo, una sorta di pivot basso, per prendere in prestito il termine del calcio, queste due caratteristiche sono fondamentali, anche perché voi sapete è un ruolo, la domanda è molto interessante, faccio i complimenti, dove è dare e avere, cioè se tu sei bravo
e l'azione parte e si sviluppa con molta fluidità e velocità, quando perdi palla a 18, 20, 22, 25, 16 metri dalla porta, un passaggio e gol. Esatto. C'era una domanda che recupero senza poterla mettere in evidenza perché me la sono segnata proprio. Adesso comincio anche a segnarmele così, se non me le perdo. E probabilmente è per la prossima volta, perché probabilmente ti servirà a raccogliere dei dati. Ci hanno chiesto se potevi raccogliere tutti i dati di quanto ammontano i diritti d'immagine dei giocatori che il Napoli trattiene, per fare un conto di quanto poi effettivamente il Napoli guadagna mantenendoci questi diritti d'immagine. Storicamente da 3 milioni ai 5 milioni e mezzo, non siamo andati mai oltre questa cifra. Complessivi, non a giocatore. Ok. È uno dei miei punti, io lo scrissi nelle idee del presidente, di dolenti. Cioè io non contesto filosoficamente, ascoltatemi a me, amiche belline, amici bellini, perché lo reputo molto stupido quando determinati colleghi lo fanno. Cioè se il presidente filosoficamente, uso un termine un po' aulico a sproposito, ha un'idea, è la sua. Chi sono io per dire no, devi avere questo qua, vincere, cacci i soldi, qualunquismo, come il fatto di mettere la clausola a Higuain. Quello che io gli contesto, sì, in maniera garbata, però signorile, presidente, però poi fai tutte le azioni logiche per ottimizzare questa tua filosofia aziendale. Quindi io non posso accettare o meno, perché non sono il presidente, è molto presuntuoso dire è sbagliato avere diritti immagini e non sono quel giornalista marchettaro genio, vedete lui è sempre avanti, perché quello mi sembra una gente che lecca i bip bip. Però io dico, presidente, se fa una cosa del genere, siamo sicuri, quella famosa domanda quando vi ho fatto i fatturati, che poi siamo così bravi da ottimizzarli e come stanno crescendo nel corso degli anni, perché poi l'andamento in tutte le cose nella vita è importante e l'andamento è molto piatto, d'altronde noi tutte le voci sono piatte, perciò poi quello fatturato strutturale, cioè dei costi e degli introiti fissi che non sono legati quindi alla volatilità, c'è una grossa plusvalenza come Jorginho o Champions League o l'Europa League, restano fissi perché non si sono fatti determinati passaggi. Quindi questa è una domanda interessante. Molto pochi, cioè non siamo mai arrivati a questi 5-20 milioni, ma basti pensare anche degli sponsor, no? Al massimo c'è stato un ritocco quando è rinnovato con l'Ete, quando è rinnovato con un determinato sponsor. Li andiamo a ricostruire e li vediamo. Mi sembra che una persona ha fatto una domanda che voleva il raffronto. Quello sarà abbastanza complesso, penso che se lo facciamo poi farò pure un articolo come quello che è uscito sul San Paolo prima parte e domani la seconda parte sui centri sportivi, ma il Napoli non ce l'ha il centro per i ragazzi, cioè la domanda dice quanto investe? Niente, cioè il Napoli è andato sempre in prestito, manco in fitto i vari campi in giro, ha fatto il giro delle province per quanto riguarda la primavera, gli altri settori non ce li ha, addirittura gli offrirono De Laurentiis, lì serve la domanda ma non gliela fanno, di acquistare il Kennedy che era insufficiente chiaramente per la prima squadra, però potevi recuperare abbattendo i campi piccoli, facendo gambe, fare 2 campi in centro città, ecco, potevi portare la primavera e l'altra squadra al Kennedy. Lui non l'ha comprato, anche lì dice la camorra, la cosa, eccetera. Ma non riesce a tenere al di fuori dal Kennedy questa cosa qui. Quindi in realtà noi non abbiamo una struttura non la scugnizzeria, la squadra primavera ha giocato nel corso degli anni Cerco, la cosa, Portice. Adesso grazie alle università ha una convenzione in provincia di una di quelle strutture ristrutturate con i soldi della regione per le università. Quindi lo possiamo fare, ma poi ci mettiamo a piangere perché vedete poi queste squadre, cioè il Bayern Monaco non è solo la storia del Bayern Monaco, ma secondo voi, domanda che io adesso faccio invece alle amiche belline e amici belli, sono fessi che spendono 50 milioni di euro per rifare un settore giovanile all'avanguardia? Sì. Poi andiamo a vedere nel corso degli anni quanti di quei giocatori, anche se non sono arrivati in prima squadra a vincere la Champions,
rimprovero quello che ha detto, però non sono gli stessi giocatori quelli che hanno vinto il Villarreal, però tu devi vedere che quel giocatore è stato venduto, hai fatto mercato, quell'altro l'hai dato in B in prestito, quell'altro l'hai dato venduto, cioè quei giocatori complessivamente ti hanno fruttato 150 milioni e te li sei costruiti in casa tua. Non è che tutti devono arrivare in prima squadra e diventare Bruno Conti. Esatto. Questo è l'errore che fanno certi colleghi, Valerio. Cioè il settore giovanile tu non lo fai perché devi avere il nuovo Maradona Insigne, lo fai è come se fosse la classe borghese, cioè perché tu hai una classe borghese intellettuale medio-alta. Poi il genio, che sia François Truffaut o Quentin Tarantino nel mio cinema, o che sia Maradona, nasce dal disagio, ragazzi. Tranne rarissimi casi, i geni, Totò, parliamo un po' dei fatti nostri, non nasce dall'agio. C'è Quentin Tarantino, figlio di una ragazza madre, no? Truffaut, bambino che scappava dagli orfanatori, Maradona è nato da un quartiere poverissimo in Buenos Aires, eccetera, eccetera. C'è l'eccezione ogni tanto di uno, espressione della classe borghese o medio-alta, ma l'errore che si fa è guardare sempre, vedi quel famoso, quando io il valore no, l'eccezione. Tu fai questi settori per avere un grosso core business, non per puntare al genio. Quello è casualità. Giusto, giusto. Questa poi, adesso riprendo una domanda di Raffaele Granata che ci parla dell'Inter e mi interessa. Giorgio aggiungeva, può essere che il Napoli corre meno dell'anno scorso per una questione di compattezza dei reparti, e poi aggiunge la sua età, ma si sente un 25enne, quindi ci fa allora, capire. mantieni i 25 anni a perenni, sì, chiaramente sta correndo meglio, non solo per la compattezza dei reparti, ha mantenuto questa idea spesso nel corso delle partite Spalletti di un Mario Rui più interno, quasi veramente come era l'interno del calcio degli anni '80, e quando tu corri bene nel calcio e soprattutto fai correre la palla, perché il dribbling dà molto agli occhi, no? All'Avezzi, ma in realtà la vera chiave di lettura nel calcio è passare bene. Nessun dribbling è veloce quanto un passaggio. Se tu passi la palla, fai 20 metri in un secondo, non riesci a fare un dribbling in un secondo. Quindi è quello che è cambiato quest'anno, soprattutto nella prima parte, abbiamo visto della stagione. Già in questa seconda parte di queste 12 giornate la stanchezza ci ha portato a riprendere dei comportamenti che noi conoscevamo, quindi siamo andati sul sicuro. Nella prima parte siamo stati un Napoli più verticale, non parliamo di etica, del morale, ma proprio di cercare Ideologia, amico mio, ideologia. e quindi la verticalità ti ha fatto fare meno chilometri e più chilometri alle squadre avversarie, e poi diciamo un'altra cosa tecnica, bravo questo amico Bellino, e ti ha fatto correre di meno. Dicevo in privato a Valerio, e mi ha fatto piacere poi sentirlo da il top dei top dei top, cioè per più bravo di lui non c'è, Bacconi, e il Napoli ha perso la partita, tra virgolette persa, col Verona, che il Verona è stata molto brava a giocare in attacco tra le linee difensive del Napoli, dove spesso non erano marcati i loro uomini e si sono mossi bene, bisogna riconoscere i loro meriti, perché quelle sono le zone nevralgiche del campo. Se noi nella prima parte della stagione siamo stati bravi a prendere determinate zolle, siamo stati meno bravi adesso a prendere quelle zolle. Quando sei meno bravo, ti fermi, sei costretto a fare più campo, più passaggi, riprendere l'azione di tornare, e lì da 111 siamo a 103 quest'anno. Buona osservazione. Raffaele ci chiedeva come può essere attaccata l'Inter. Secondo me resta una squadra a cui viene difficile fare gol. Secondo voi quali sono i punti vulnerabili della squadra di Inzaghi? E viene integrata questa cosa. Il Milan ha scelto di pressare alto e accettare l'1 contro 1 centrale attaccante, ha rischiato molto ma ha anche creato. Il Napoli ha questa capacità strutturale di pressing sistematico? Bella domanda. Innanzitutto noi siamo più leggerini in avanti, quindi da un punto di vista tattico, essendo tutti molto bravi gli allenatori in Serie A, e parliamo di un allenatore esperto con un bello staff, quello di Spalletti, quindi se si fanno delle scelte non si fanno solo in base all'avversario, si fanno anche in base alle risorse, come dissi io, e poi ha detto in una conferenza molto meglio di me Spalletti, quella di ottimizzare i pregi dei propri calciatori e cercare di limitare, lo disse proprio così, come ho detto, i difetti che tutti hanno,
Andiamo a vedere l'età media, penultima squadra in Italia, il Napoli, andiamo a vedere il peso, andiamo a vedere l'altezza, le caratteristiche tecniche del Napoli. Sono tanti fattori che ti dicono che effettivamente se noi giochiamo in un certo modo, è anche una predisposizione nel corso degli anni, ma proprio tanti anni, probabilmente è così. Poi Spalletti ha anche detto una cosa giusta e condivisibile, però un segno di debolezza. Ha detto: fino adesso abbiamo fatto così, cambiare adesso rispetto alla domanda di Dem, abbiamo fatto 10 vittorie su 12, incomincia a giocare in sicurezza. Io ancora non ho capito il campionato, lo capiremo già col Napoli che farà l'Inter, cioè l'Inter sulla carta è la rosa più forte, al dirigente italiano nettamente più forte di tutti, cioè lui è il fuoriclasse, il Marotta è il fuoriclasse del calcio italiano come dirigente, ha un allenatore ambizioso che fa tutte le competizioni, non gli manca nulla, il fatto che ha perso Lukaku non è che per quello doveva scrofondare, ha i punti che merita, non un po' di meno, perché ha fatto tanti scontri diretti. La cosa brutta per loro è che non li hanno vinti, manco uno, molti pareggi, attacca molto, segna molto, prende tanti gol. Noi però, come vi ho detto, abbiamo vinto solo 9 volte in tutta la storia del calcio Napoli in quello stadio. Sarà una partita decisiva. Come li attacchi con le squadre li attacchi non facendoti, per rispondere, pressare sulla tua tre quarti. E quindi non puoi permetterti, andando sul tecnico, di nuovo una partita dove Zielinski o chi per lui non trovi la zolla, perché altrimenti il centrocampo tecnico, fortunatamente anche fisico, quello del Napoli con Fabian e Anguissa, va in difficoltà, e quelle squadre sono un po', soprattutto il Milan, un po' più cattive, la percentuale di attacco è molto più alta del nostro. Adesso hanno recuperato per esempio uno, Ibrahimovic. Bisogna vedere l'infortunio di Dzeko, che è uno vecchiotto eccetera, però il suo instinct killer ce l'ha. Avete visto, è molto utile per noi la partita del derby, no? Per 70 minuti effettivamente l'Inter ha fatto molto di più del Milan, il Milan ha sofferto. Appena si sono invertiti i baricentri, è l'Inter che ha sofferto. Quindi quelle squadre le difendi attaccando, non necessariamente attaccando all'arma bianca, ma avendo il dominio e la pressione del centrocampo. Se ti fai pressare o accetti quel tipo di sfida, puoi andare in sofferenza, perché comunque anche il Napoli è un organico buono. Questa è la mia idea. La vedremo la partita con l'Inter, perché poi le partite possono cambiare per un atto scellerato. Vedi non solo il Mario Rui con la partita in casa, ma la Fiorentina con la Juventus, un'espulsione veramente è cambiata quella partita. Quindi è facile giocare a bocce ferme, poi un giocatore si fa male e tu non hai il ricambio, e cambi fascia a un giocatore non ti sta rendendo bene, però l'idea è quella, cioè di non perdere mai più che con queste due squadre le distanze e la certezza del centrocampo, perché se hai sofferto col Verona e ha meno qualità in avanti, e casomai quella palla anche che lo Spira ti para, la tiri più angolata e non la pari. È chiaro. Qua Salvatore dice Zanoli titolare al posto di Mario, la vedo difficile, anche perché quando Guido ci stava facendo un'analisi del centrocampo, a me viene naturale pensare e ragionare sul fatto che secondo me Spalletti i suoi 11 preferiti oramai li ha quasi stabiliti, con Fabian Anghissà quasi inamovibili, Zielinski preferito ad Elmas sottopunta, che fa il sottopunta ma può giocare anche un pochino più indietro, quindi è difficile immaginare che contro un Inter Spalletti, e questa è una domanda che faccio io a te, Spalletti azzardi un ass sottopunta subito, un Mertens sottopunta, cioè lo sappiamo già, il dubbio al massimo è Lozano Politano, ma io l'ho fugato già questo dubbio, gioca Politano. Lo dico prima. Allora, giuste osservazioni. Ci sono due cose da dire. La prima, che questi sono i 15 giorni, non sempre, diciamo, quella sistematicità dove
se fossi in vita ancora le mie nonne, andai a prendere in prestito tutti i rosari della mia nonna paterna. Io ormai la pausa della nazionale lo vivo con un incubo. Un'ansia, Noi sì. storicamente, diciamo, abbiamo dato parecchio, quindi intanto quasi come se fosse una battaglia, che i ragazzi tornino tutti sani, perché stiamo parlando, per soprattutto l'osservazione di Valerio è giusta, innanzitutto perché si è capito che forse in questo momento Spalletti vede Politano più attento a determinati passaggi difensivi. E il problema è che Lozano in questo momento, attenzione, Guido non è mai Guido out, Spalletti out, cose là, effettivamente è stato meno effervescente, meno incisivo. L'anno scorso Lozano era o saltava l'uomo, era gol, o era munizione, era fallo, non glielo fiscavano, ma aveva il 99% di qualità di saltare. Era peggio di come è stato Osimhen quest'anno, perché ha più qualità tra i piedi. Quindi sta venendo un po' meno la qualità, sia per l'infortunio, sia giocato poco, forse poi tu, capito, vuoi spaccare il mondo, non hai quella pazienza di accettare anche una giocata semplice, un passaggio piatto, un compagno che semplice appoggio, invece cioè avere quel lavoro che piano piano rimacini, invece subito tenti qualcosa di segnante. Quindi vediamo sempre Politano in vantaggio. Younes è un giocatore che in realtà adesso, per risponderti, quello che meriterebbe sicuramente di entrare, ma di entrare potendo incidere, cioè quello che gli dico io, non meno di 35 minuti. Ti do anche il minutaggio. Quindi non è importante il fatto che titolare, è importante che entri, ma non a 8 minuti dalla fine, a 6 minuti dalla fine, che gli devi chiedere proprio il miracolo, non è che ti esce sempre il gol col sombrero come quello là. Quello sì. E stai sicuro che vedi Milan e Inter, e tu fai entrare un giocatore del genere alla mezz'ora finale, dove tra l'altro giochi forse 7-8 minuti, quindi già che ha quella qualità, se entra con la concentrazione di far bene, può diventare decisivo, e poi alla partita si vincono anche al 94esimo se tu hai, o anche prima. Quello che è mai mancato è una cosa che vi preparò, no, ho lavorato tanti questi giorni e non ho avuto tempo per Valerio, scusami. È una sorpresa sempre numerica, non l'anticipo perché poi noi ve la faremo vedere, Valerio e io, nel canale, e poi voi la ritroverete qualche giorno dopo sui maggiori giornali, però vi sto preparando un altro schemino magico. Ah, meraviglia. Dobbiamo Rispondo io, essere sempre avanti, non mi interessa copiare anche se sono B. anche se diamo degli spunti agli altri, ma noi siamo generosi. Ma noi siamo generosi, no? Massimo, rispondo io, anzi ti risponde Spalletti, perché se a un as chiedi di fare quelle rincorse perdi un pochino in avanti e perdi un pochino indietro, quindi proprio dal primo minuto, soprattutto contro un Inter che non è solo Inter in quanto squadra forte da scontro diretto, Inter con i quinti, quindi dove il Napoli soffre assai, dove veramente servirà tanto il lavoro di chi insegue e di chi fa il raddoppio, perché altrimenti lasci Di Lorenzo da solo, stat buona Maron, proprio ti rispondo proprio in napoletano, perché è la cosa che soffriamo di più. Oltretutto Quinti, che stanno in grande forma, Darmian ha cambiato proprio l'opinione. Io conosco un addetto ai lavori, un giornalista tifoso dell'Inter, che non vedeva Darmian di buon occhio, a cambiare gli sta dando voti altissimi, cioè vuol dire che sta overperformando come a noi Mario Rui, Dumfries, Perisic, Di Marco. Hai detto tutto bene, tra l'altro l'affermazione di Spalletti è un'affermazione, anzi è stato fin troppo generoso a darci degli elementi tecnici e tattici, per nulla fasulla e ruffiana. Io aggiungo due cose. Nas era rientrato come pedina di scambio, al massimo questo filone infinito di prestiti, pagandogli in parte o tutto lo stipendio. Se è rimasto è perché Spalletti ha detto no, non si muove. Si è detto non si muove, ragazzi, gli ha riconosciuto delle qualità, sarà un ragazzo d'oro, simpatico, forse giocheranno a burraco ogni giovedì la sera, ma è rimasto per qualità tecnica, e chiaramente l'allenatore decide sempre in questo trade-off che cosa gli conviene, e lui se lo vede molto pericoloso davanti
ha detto non è che non lo può fare quel gioco, ma è proprio quella cosa che ti spiegai io, che poi mi insegnarono gli allenatori del basket e mi è tornata molto utile anche analizzare il calcio, che a volte noi vediamo solo una parte della bilancia, dell'azione, non gli altri. E questo allenatore mi insegnò non vedere solo quanti punti ha fatto il tuo giocatore preferito in quella partita, vedi quanti punti di media fa il suo uomo di riferimento e quanti punti ha fatto in quella partita, e devi fare la valutazione, nel senso, se Valerio è un giocatore che fa 15 punti a partita e Guido è un giocatore che ne fa 35, quella partita Guido ne ha fatti 37, quindi 8, no? Però Valerio ne ha fatti 25, significa che io ho fatto il mio, però io ho difeso meno bene rispetto a quanto difendono su Valerio, perché è andato oltre, però si vede solo i 35 punti di Guido. Allora Spalletti giustamente valuta quanto è nel trade-off il danno che io prendo spostandolo in questa posizione e quanto è invece il vantaggio mantenendolo in questa posizione. Ormai è diventato molto scientifico il calcio. È chiaro che tu non hai il 100%, perché poi ti basta il palo di Mertens, lì è la casualità. Però tu giochi un campionato di 38 partite, tu giochi alla distanza, perché su 38 partite stai sicuro che se io metto un giocatore sempre nelle condizioni peggiori di giocare, non posso aspettare che in 38... Può darsi che una partita se la fa anche favolosa, perché capita, però se su 38 partite hai un affanno. Quindi sono dei calcoli, sono delle scelte che fanno gli allenatori, perché loro li conoscono in base agli altri elementi che hanno, chi può fare un'altra cosa un po' meglio, in base agli avversari. Quindi noi, una cosa che dobbiamo imparare qui nel canale di Valerio, e credo, almeno questo sto cercando di spiegarvelo, di dirvelo, di essere meno miopi. Quando io uso il termine organico, tra l'altro, ve lo dico, è lo sport col campo più grande di tutti gli altri sport, più del football americano perché è più stretto, dove hai più giocatori. Quindi pensate alla complessità di questo sport. Ok. Allora, ringrazio Alessandro Salerno e adesso prendo subito la sua domanda, che resta bella evidenziata, quindi la recupero. Roberto ci cita 16 dicembre dell'anno scorso, Inter-Napoli 1-0, ma il Napoli cambiò. Lì il Napoli cambiò non immediatamente nei risultati, ma nel carattere, e da quel giorno ci portammo il bagaglio che elogia tanto Spalletti. Guido, questa fu una partita chiave che tu hai sottolineasti proprio bene all'epoca. E noi eravamo con te, ricordo anche io, perché il Napoli mi era piaciuto, che meritava il famoso meritare qualcosa in più. Però fa bene Roberto a ricordarlo, da lì cambiò qualcosa, l'Inter andò proprio al galoppo verso lo scudetto, e il Napoli, che ci fu poi l'espulsione di Insigne, tutta una serie di cose, purtroppo perse un pochino di contatto con la continuità di vittorie. Beh, non sono d'accordo per niente, questo fu un litigio, tra virgolette, nel senso una divergenza di opinione, perché c'è chi disse oggi vi dico che l'Inter non vince lo scudetto, il Napoli fa un'età vincente, io ho scritto esattamente il contrario, perché se ben ricordo subito dopo perse un 2-0 bruttissimo con la Lazio e Napoli. L'Inter fece tutte vittorie, una sconfitta, un pareggio, noi cominciamo a zoppicare continuamente perché poi perdemmo. Pareggiammo una bruttissima partita col Torino, con un gol di Insigne favoloso agli ultimi minuti, quindi facemmo sconfitta e pareggio col cavolo in 3 partite. Noi facemmo un punto su 9 e l'Inter 3 su 3, 9 su 9 ci prese, vedete. Poi vero, tornammo, vincemmo una partita e poi ne riperdemmo un'altra e si scavò proprio il solco fu proprio lì, fu proprio la partita invece fu proprio psicologicamente una rottura. Poi suggelata pure dell'espulsione, quello che volete, però ed era già successo con Ancelotti, con Zelinski, che si mangia un gol fatto e poi abbiamo perso per 3 anni di seguito a San Siro, sempre in maniera sciocca. Però io mi ricordo, per citare, che fu messo un po' in disparte, poi non lo chiamavano per tante trasmissioni, Bruno Giordano disse sì, però perché per 70 minuti il Napoli ha dominato, sì, dopo che ha preso lo schiaffo, il gol effettivamente produsse tante azioni di qualità, addirittura anche un tiro con un bel movimento da pivot quasi cestistico di Petagna, che poi si infranse sul palo, c'era pure là un rigorino,
Però perché tu per 70 minuti ti sei accontentato di giochicchiare. Era lo stesso Napoli che ho visto con la Roma, quando nel secondo tempo, attenzione, con un allenatore diverso, quindi niente veleno, quelle cose là, noi avevamo una squadra che era in netta difficoltà fisica, tecnica e psicologica, la Roma nei primi 25 minuti del secondo tempo, ma noi siamo stati lì a giocare, non siamo stati la grande squadra che ammazza il campionato. Lo facemmo pure con l'Inter. È vero che uno può dire i punti, l'arbitro, quello che vuoi, però quando queste dinamiche, Valerio, si ripetono, sono queste dinamiche che io posso essere tifoso più di voi quanto volete, vi assicuro, però è sbagliato, io continuo a dire, quando una persona per essere tifoso perde il lume della ragione e non accetta certe verità conclamate. Quindi vediamo, innanzitutto vediamola questa partita, perché può essere totalmente diversa dagli altri, e l'analizziamo, ci prendiamo 5 minuti di tempo differente freddato con la serenità che ci contraddistingue ormai da settimane. Però no, quella sconfitta fu una sliding doors negativa per noi. Mi permetto di dire, Sì. perché io poi non sono fissato con i numeri, che essendo un romanticone non me ne frega niente. Io ho cominciato a fare un certo tipo di lavoro per voi nel calcio, non parlo per Valerio, per una trasmissione sportiva, perché mi dava fastidio che i numeri nel calcio venissero buttati a cacchio. Perché se c'è una cosa semplice che possiamo fare in maniera precisa, e poi parliamo di cose molto più belle, filosofiche, come tra di noi due, è quella di numeri. Che io ho sentito, perché qua, vedi, te lo devo dire questa cosa qui, in un'altra trasmissione, dice che il Napoli ci stiamo lamentando, una squadra che ha 21 risultati consecutivi. Allora, io qua devo capire, o sei un collega disattento, e ci può stare, perché ognuno ha i suoi impegni, la sua memoria, e io, come l'amico Bellino, sorriso, ti abbraccio, ci andiamo a fare la pizza insieme. Però se sei malizioso, perché sempre il fatto di Gattuso non mi sta bene. L'anno scorso il Napoli ha perso a Genova, una partita immeritatissima, ed era la quarta giornata di campionato, 2 vaccate in difesa nel primo tempo, passaggi dati agli avversari, ci punisce Pandev. Poi abbiamo giocato la partita dove abbiamo giocato più ordinati, più continuità, c'era un rigorissimo alla fine. Da quel momento non abbiamo più petto. Non me lo ricordo, penso. Abbiamo fatto 15 risultati consecutivi. Se l'aritmetica, ragazzi, non la matematica, quindi non quella che mi ha insegnato mio padre, non l'inferenza statistica, non lo studio della funzione, se l'aritmetica, cioè 1 più 1, vale ancora per Guido, per quello che vale per voi, a me 15 e 12 fa 27 e non 21, e sono 6 partite di imbattibilità in più. Io non posso sapere se questo è un errore di disattenzione o di malizia, perché non sono nella mente, io non vi permetto di dire malizia, Gattuso. Però porca miseria, vogliamo incominciare a pretendere, lo dico ai ragazzi voi che seguite le trasmissioni, certezza, precisione dei numeri. Ecco perché io vi faccio una confessione, incominciai a buttare, a dare ghostwriter, perché mi dava fastidio a me per primo, come giornalista, tifoso, analista, anche se io mi occupo di cinema a livello professionale. Oggi ho avuto una bella notizia, doppia. Però i numeri sono numeri. Cioè, sul fatto che il Napoli è imbattuto da 27 partite, nessuno può fare filosofia. Quelli sono. Potevano essere più. Quelli sono. Poi, punto. Andiamo a parlare d'altro. E invece pure su questi numeri sbagliamo. Perché? Non lo so. Però non lo vogliamo sapere. Ringrazio Alessandro Salerno anche per il supporto. Parlando di Bayern, Guido, cosa ne pensi di Nagelsmann classe 87 che non avrebbe de facto i requisiti per poter frequentare il corso di Comerciano? Cioè questo tiene 4 anni meno di me. Non posso rispondere a questa domanda. Ok. Non sul ragazzo. Francesco si arrabbierebbe. Sul sistema di Coverciano è tempo che esca fuori un po' di polvere. Saluto Antonio, non vi preoccupate per il like, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura tra 10 minuti, quindi se avete delle ultime domande per Guido approfittiamo, veramente ve lo dico proprio con scusami Valerio, non voglio dire né balle né bugie, quindi o rispondo e dico la verità ragionamento, oppure mi
No, fai bene. Ha toccato, ragazzi, non so se avete letto il libro che è uscito su Italia 90. Poi, insomma, Guido dice il calcio è esercizio del potere, quindi significa che quello che vi dico, ognuno di voi lo deve analizzare, perché è bello, così ci confrontiamo nella sua libertà, onestà intellettuale e anche simpatia, sfumatura. Quello che vi sto cercando di insegnare, ricordate che in testa dovete mettere, premesso che il calcio è esercizio del potere, Valerio pensa questo, premesso che il calcio è Rita pensa Tore pensa questo qua. È inquietante, ed era la favola che si volevano tutti bene dell'Italia di vicini Italia 90, che l'unico male era stato Maradona, cioè Nicchi che imbroglia a un amichevole senza senso, poi diventa iperdesignatore per un 15-18 anni, cioè un giocatore di quei 22 sta sputtanando tutta una serie di situazioni, dai massaggi e altre cose che sono inquietanti. E poi io non mi posso permettere di dirvi, ragazzi, io lo dico per accortezza, non per seccia, che il calcio quindi ricordatevi sempre che uno si fa prendere dall'emozione, ha detto no, un attimo, azzeriamo tutto, premesso che è esercizio del potere, poi iniziamo a parlarne e ciascuno di voi deve avere la sua opinione, ma non deve dimenticare qual è il presupposto di partenza. No, fai bene a ricordarlo, perché questo deve essere un punto fermo poi di tutte le analisi che vengono in seguito. Perché io lo dico con onestà, non lo sapevo quando incominciavo, perché io ho la mia idea di calcio, poi è uscito proprio adesso, a ridosso di questa settimana, questo testo. È ovvio che mi fa gioco facile, perché ho detto, cavolo, io dall'inizio di questo campionato sto introducendo tutta una serie di concetti matematici, di calcio, di confronti storici e anche, diciamo, di idea politica del calcio, poi alla fine non è che vi sto raccontando favole, ho detto, sono dichiarazioni precise, non fantasiose, anche perché ci sono poi tutti i collegamenti. No, ma no, hai fatto benissimo. Lo toccheremo, vediamo di portarvi anche Francesco, glielo chiedo, lo toccheremo, hai fatto benissimo. Infatti non ho detto che domanda, è una domanda intelligentissima. Pazienza qualche settimana, vediamo come strutturarla. Hai fatto benissimo, anzi, hai toccato uno dei nervi più, perché poi voi non sapete che i giocatori campioni del mondo, ad esempio, per legge di Coverciano, hanno un percorso preferenziale nel patentino dell'allenatore. Io questa non la sapevo. E la lascio là così. Mentre Valerio no, ma per legge. Ma veramente? Sì. Tu non devi fare determinati passaggi, ecco perché poi Pirlo ha potuto fare la tesetta 4 pagine. Quindi mentre Valerio si dovrebbe fare tutto un percorso, perché un figlio di nessuno come Guido, tu siccome sei campione del mondo, salti dei passaggi. Quindi ha toccato, ribadisco perché non vorrei che si detto, hai fatto una bellissima domanda, ma hai toccato me, infatti non viene fatta, ma hai toccato un grosso bubbone. Non lo accetto. Il calcio è esercizio del potere. Salvatore, ti chiedo scusa, non ho il numero di Victor Hugo Morales, io cercherò. Ragazzi, il fatto delle interviste per me è una questione di idea, momento, opportunità, e a volte mi rispondono e a volte no, quindi veramente è casuale. Poi qualcuno, se vuole mettersi in contatto per me, mi può contattare prima, magari sapete come fare, io sono a vostra disposizione. Guido, il concetto del quando, e poi veramente tra 8 minuti, quindi se avete delle domande fatele subito, perché poi andiamo in chiusura. Il concetto del quando che abbiamo inserito nel canale, e ci tengo moltissimo perché questa è un'altra cosa che si sente poco in giro, il quando ti arrivano certe partite. Losco ci ricorda che il calendario del ritorno è rimescolato, quindi non possiamo fare tanti calcoli rispetto, abbiamo fatto 15 punti in questo blocco, possiamo rifarlo in questo blocco. Quanto influisce secondo te la differenza di ordine? È una bellissima domanda. Mi piace come crescono le nostre serate. Ed è una domanda che tu non sai, scusa, sto del tu, anche se non dovrei. Ne parlai segretamente con Valerio, che gli dissi, Valerio, per esempio, io sono in difficoltà perché devo capire, non si è mai successo, a livello più miologico, come poi incominciare a calcolare il girone di ritorno. Perché
ovviamente il girone di ritorno era simmetrico a campi invertiti del girone di andata, e quindi tu affronti la prima, hai vinto, hai gli stessi punti, 0 in punto in più. Siccome noi non abbiamo uno storico, quindi non abbiamo un riferimento da prendere come studio, lo capiremo. Per la cultura calcistica che nel corso di questi anni ha visto determinate squadre a un certo punto non giocare più, poi dice non è vero, pensate male. La prova del 9 noi l'avevamo, triste dirlo, nelle sale scommesse, dove certe partite, io mi ricordo una partita che non citerò, di una squadra che non era proprio quotata, ha detto no, tu me la devi quotare anche 1,01, cioè gioco un euro, vinco un centesimo, non puoi non quotarmela, se non me la quoti la vittoria è qualcosa, cioè, è scontato, anche scontato, vinco un solo centesimo, voglio rischiare, dico un euro per... non abbiamo lo storico. Ho visto un po' i calendari e mi sembra un po' confusi. Non avendo uno storico non lo sappiamo. Quello che ci importa, perché lì invece abbiamo i riferimenti, sono le partite, diciamo, che tu puoi saltare per la Coppa d'Africa, e le partite, no, io sono europeista totale, quindi voglio che il Napoli si qualifichi e vada più avanti possibile, non meno dei quarti in Europa League, non me ne frega niente che dobbiamo uscire quelli che dicono sì, no, i passaggi vanno fatti. E quindi classificarsi primi significa saltare i 16esimi, 2 partite in meno in quel periodo delicatissimo di febbraio sono importantissime. E quindi il primo passaggio, prima ancora di vedere il girone di ritorno, è la qualificazione del Napoli, sì, no, prima, sì, seconda, è perché con lì cominciamo a mettere delle caselle, partite qua in più, perché quello che quel calendario si sa, no? Non sai ancora in base al sorteggio chi affronterai, ma sai questi giochi. Dopo le prime giornate, consentitemi, non qui perché non voglio rispondere, perché non abbiamo lo storico di riferimento, incominceremo a valutare un po' questo rimescolamento delle cose che sta producendo. Però è una bella domanda, ho detto dobbiamo capirlo, dobbiamo capire anche perché è stato fatto, perché poi capiremo, no, nel corso del campionato se porta un maggiore equilibrio, casini vari, dobbiamo capirlo. Il gap tra le prime e le ultime. Scusatemi se ripeto il discorso rinnovo, ma giusto o sbagliato che sia, sottolineare certi trattamenti può essere un provare ad evitare il giochino di ADL di scaricare le colpe delle partenze? Quindi questo penso sia il discorso di Pisacane. È una domanda legittima, poi non so quanti anni ha questo amico Bellino, ditemelo però. Ciascuno fa i suoi interessi, l'ho detto, ed è legittimo, perché tra l'altro non fa nessun lavoro, diciamo, illegale, o non è una dichiarazione illegale. Ciascuno, anche in un invito a cena, è più brillante o meno brillante, può essere anche più musuone, quindi nella vita ciascuno di noi ha il suo carattere. Per come è Guido Gentile, per i nonni che ha avuto, i papà che ha avuto, diciamo, chiaramente io vivo la mia vita con un'altra impostazione, ma non sono maestro di vita, lo dissi anche a un'amica, neanche del bagno di servizio di casa mia, quindi pensate se posso eligermi a maestro di vita di un procuratore sportivo, sia chiaro. Sono schermaglie che vedete aizzano poi trasmissioni, toglieranno energia e punti. A me piacerebbe, lo dissi a voi, molto di più una figura di un procuratore che agisce più su degli aspetti che poi portano benefici sul campo, come fece un esempio, alleniamoci, chiaramente non essendo ingerente, no? Nei confronti dello staff tecnico sul piede debole, cioè essendo più una protezione in un'altra sfera del proprio assistito, ma qua è sempre solo una questione di soldi, di ritocco, non ce n'è un altro meglio di lui. Anche per loro mi sembra una figura ridotta veramente a poco, quando per come la vedo io potrebbe essere una figura molto importante. Vi feci l'esempio, me lo ricordo benissimo perché lo dissi a voi e Valerio rimase stupito, che Allogdi, che non era un procuratore, era il direttore generale del Napoli ed era il Marotta della situazione, cioè il top del top, il commendatore, si ricordava dei compleanni dei calciatori, delle mogli dei compleanni,
che volendo può fare un normale segretario del Napoli. Però questi gesti di attenzione, anche se un figlio aveva avuto un problema, ti facevano sentire più vicina alla società. Quindi non è solo importante il momento del rinnovo economico, però siamo in questo momento sclerotico. Io ve lo anticipai, già mi ricordo alla fine dello scorso campionato, ho detto guardate, il fatto della Salernitana non mi convince, ci ha avuto ragione, noi termineremo il campionato con questo equivoco, e il fatto di Insigne, era logica, ce lo porteremo avanti fino all'ultimo, perché ve l'ho detto, o c'è il regalo di Natale, quello sarebbe un coup de théâtre meraviglioso, che stanno nascondendo anche con dichiarazioni, ma a questo punto è anche stupido, perché sono delle dichiarazioni che eventualmente uno poi può dire, però era stupido farlo, perché avete in cabina, può darsi che si sono mandati a quel paese o si mai in Insigne, quindi anche se stanno tenendo nascosto per farci questa caramba che sorpresa, potevi star zitto, lo stesso veniva bene, caramba che sorpresa. Vediamo. Non è, lo ripeto, non è un argomento che mi affascina, e vi ho detto già dal punto di vista logico i passaggi, però capisco che l'argomento, anche perché poi tutta la strumentalizzazione di tutti i colleghi, alcuni amici dei procuratori, è veramente l'argomento del giorno. L'argomento del giorno per me è che Napoli ha una bassa percentuale realizzativa, ed è il punto cruciale da migliorare per mantenere la testa della classifica. Per me è molto più importante del rinnovo di Insigne, però la vedo solo io così, e dobbiamo parlare, non è una polemica, Valerio, del rinnovo di Insigne, va bene No. così. E quello, o parlavamo di quello o del fatto che Tudor ha preso il Covid e quindi siamo preoccupati per Spalletti. Può un giocatore non avere il procuratore o è costretto da qualche regolamento? Non lo so. Tu sì, però è abbastanza poi scomodo dover andare a parlare in prima persona. In realtà, attenzione, io non vorrei che, ma solo per colpa mia, mi sono espresso male, ho dato dei messaggi negativi. È chiaro che un certo tipo di calcio non c'è più, e forse alcuni passaggi erano migliori, però detto, non è tutto male quello che abbiamo adesso, perché effettivamente avere un professionista serio e preparato che gestisce certe cose, veramente tu dici io posso pensare all'infortunio, a riprendermi, ad allenarmi, a migliorare la punizione, perché non mi sottraggo? E perché poi è anche difficile, tu sai, ti sei lasciato male quel pomeriggio perché non hai trovato l'accordo, poi ti devi allenare, poi ti rivedi là, e invece tutti i musoni che tu vai alla fine firmi. Quindi non vediamola come una misura solo negativa. È ovvio che se io ho un procuratore che mi rompe le scatole tutti i giorni parlando in radio, fuoco e fiamme dei suoi assistiti, e non lo nominiamo, e infatti voglio dire, ma tu quanto tempo passi al telefono, quanto tempo passi a fare altre cose che sono più interessanti? Quelle sono figure che non mi piacciono. Però l'idea, io che vengo dal mondo del cinema, nel mondo del cinema sono importantissime queste figure, e io vi posso dire che, poi non so se è l'unica, però dei grandissimi attori, e parlavamo di centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di attori, l'unico attore, perché è famoso, che non ha la gente, in questo caso non il procuratore, e quindi parliamo di tantissimi attori, migliaia e migliaia, è Bill Murray. Ed è celebre questo fatto che Bill Murray è nato anche come attore di nicchia, che talmente non ne ha bisogno che molti registi scrivono le parti pensandole già su di lui, Jim Jarmusch, Wes Anderson. Andiamo in una nicchia, infatti lui si è trovato degli anni, quando lui fece, scusate se io poi svicolo, però voi fate delle domande belle, secondo, non avendo Ma io l'esempio calcio, ci sta, si capisce. Allora, esiste solo il calcio, come ha detto Mourinho. Quando lui fece un film che si chiama Broken Flowers, Jim Jarmusch lo rifiutò più volte, quindi ha fatto già tanti film. Contrariamente a quel film, invece, Bill Murray ha molti figli ed è un grande padre di famiglia, insomma, mi piace andare alle partite del basket con i figli. Alla fine trovarono un compromesso e quel film è stato girato a pochissimi metri da casa sua, cioè. Quindi è anche un attore che non fa gli Avenger, queste cose qui, nel senso dove ti danno 20 milioni più 5% dei profitti, no? Però è anche uno che non ha bisogno ormai di passare dei provini, si è costruito una carriera, poi ovviamente più piaci e più è facile. Però pensate, nel mondo del cinema, dove non c'è la partita, l'allenamento, nel mondo del cinema tu puoi sbagliare una scena, rifare il chuck, nella punizione non puoi dire Mertens un attimo,
la ribatto perché io in allenamento ne metto 5 su 5, com'è che ho preso il palo? Quelli che ancora adesso mi paragonano, e molti miei colleghi, è un genio, il cinema, perché come nel cinema c'è il regista? No, quella è un'arte e quello è uno sport. Quella è un'arte dove ci sono tante professionalità diverse, ma è un'arte che si sviluppa attraverso tanti mesi, un processo industriale legato all'arte che poi ti porta a un prodotto finito. Il calcio, il prodotto finito, è solo a fine partita, non a partita in corso. Quindi, insomma, questi paragoni sono diversi. Quindi nel mondo del cinema ci sono tantissimi agenti che a volte vengono pure licenziati perché, pensate bene, tu hai rifiutato un film giudicandolo una schifezza, poi quel film è un successo, tu vieni a sapere che il tuo agente aveva rifiutato Pulp Fiction come altri film, ha detto come ti sei permesso, perché non era ancora famoso il Quentin Tarantino di turno. È sbagliato secondo me avere la famiglia come procuratori, proprio perché poi pensate al caso di Cardi e la moglie. Secondo me invece, visto che c'è questa figura e non c'è un obbligo, perché tu è un contratto, il contratto, vedi, altra cosa, anche noi per semplicità lo diciamo, molto spesso invece io mi sono corretto, tu acquisisci le prestazioni sportive di un calciatore. Invece noi diciamo, il Napoli ha acquistato, no, non ha acquistato nessuno, non è uno schiavo, è un contratto privato che poi va depositato in un ente privato come la Lega Calcio, che ha tutta una serie di diciamo, di formalismi in questo contratto, ma è un contratto che tu potresti fare da qualunque avvocato oppure te lo prestampare, poi alla fine è un contratto privato dove ci sono delle garanzie simili a tutti, e poi ovviamente i famosi bonus che sono sempre facilmente raggiungibili. Io non ho mai sentito la versione bonus non facilmente raggiungibili, che sono differenti da calciatore a calciatore. La vedo difficile che Rachmani abbia nel suo contratto il bonus che al 20° gol ha 1 milione in più, perché lui stesso dice: Presidente, io non li farò mai 20 gol, a me mettimelo a 5 che vado qualche volta in più sul calcio d'angolo, no? Però queste sono, diciamo, quelle differenze da calciatori. Però per quanto riguarda l'assicurazione, cioè, poi, cosa che invece noi non introduciamo per la prossima volta perché abbiamo sforato, attenzione che una cosa importante in una squadra di calcio, e si differenzia non da squadra a squadra, ma da anno a anno e allenatore a allenatore, è il contratto di disciplina etico interno. Ne parleremo prossimamente. Non viene mai nominato nelle trasmissioni. Allora, Guido GT vuole portarvi sempre novità. Occhio, che anche questo è importante. Alla faccia del salsiccio, proprio una squadra come il Napoli che ha del passato a riguardo è molto importante. Guido, al volo, ci sono tantissime altre domande che vorrei prendere, però veramente siamo in chiusura. Arte di vincere, ti chiedono. Salvatore, evidentemente non c'eri quella sera. È un film scritto in maniera meravigliosa, recitata anche meglio, che io vi citai, arrabbiato che dissi questa squadra, citando una partita del Napoli, mi sembra un po' come questo passaggio di Brad Pitt che entra nello spogliatoio incavolatissimo, prende una sedia, la sbatte a terra, disse: questo è il rumore della sconfitta e io odio di più perdere di quanto ami vincere. Quindi mi scuso per chi sentì questa mia citazione che l'ho ripetuta. È un film meraviglioso. Io poi non sono, ecco, se Fabio ha coniato risulta triste, io non sono per i premi nell'arte, perché se poi allora un film vince l'Oscar è importante, un film non vince niente è uno sfigato. C'è un film che casomai poi non hanno vinto però lasciano in segno, un Brad Pitt in uno stato di forma incredibile, ma anche John Fox, però è proprio quando un film è scritto bene. E tra l'altro, parlando di un argomento che può essere replicato in una certa maniera in tutti gli sport, loro lo portarono all'esasperazione, appunto, quando tu dici io ho ceduto un giocatore con la stella, ma invece ci vanno a prendere quei giocatori che per le loro caratteristiche colmano delle lacune, addirittura loro cambiavano i giocatori da una partita all'altra. Tu sei venduto da oggi, semmai perché poi non ti voglio far sfolare, mi sono preso la cazziata l'altra sera che vi ho fatto andare di notte a letto di notte tardi, ma quelli volevano continuare come molti. Hai fatto una bella citazione, è un bel film, chi non l'avesse visto ringraziate l'amico Bellino che ve l'ha segnalato, recuperatelo perché
Mi è appena arrivato un messaggio privato di un'amica che gli ho consigliato di andare a vedere un film. Se permetti ve lo leggo. Come no? Caro, grazie. Il film che mi hai detto a dir poco fantastico, mi devo sempre fidare di te. Un bacione, buonanotte, altre cose queste sono private, anche perché è un'amica, non è nulla di, non pensate a male. Perché io ho detto, guarda, non lo stanno cagando, ma tu lo sai che io mi vado a prendere i film di nicchia, vado a vedere perché ti esci dal cinema con una voglia di vedere cinema, che è la cosa che ogni tanto manca a certi film. Ci sono dei film che vanno al di là della bellezza del singolo film. Cioè proprio ti predispongono a voler vedere cinema. Ma Ti riconciliano con l'arte stessa, al di là del singolo. sì. Quindi bella film che io promuovo, l'arte di Vinci. E su questa, ragazzi, noi chiudiamo ricordando a Steph. Non è finita, è in stand-by, ragazzi. Stiamo guardando, almeno vogliamo far finire la prima stagione per potervene parlare in maniera seria e approfondita. Io, Guido, lo dico qua a loro, non te l'ho nemmeno detto, io in realtà ho intenzione di fare un video registrato per quanto riguarda la serie di Maradona e poi magari una live dove ne parliamo e pigliamo le domande un pochino di tutte, perché secondo me è interessante. Allora, io adesso faccio arrabbiare Valerio in un secondo, perché queste cose io non l'ho manco pensata, né la volevo proporre, me l'ha detta in diretta, voi l'avete vista in diretta, io ho accettato in diretta, e ho anche confessato subito a Valerio, quando ho detto l'hai vista, ho detto no, ancora non l'ho vista, poi ho anche riconfessato, vabbè, sto troppo indietro, vedo le prime 5, perché avevo detto io la voglio vedere tutte e 10 insieme, quindi abbiate pazienza, perché dovete aspettare che Guido le veda tutte. Io penso che sarà molto importante, io ti ringrazio di questo tuo invito, perché in questo sei fortunato, cioè è una persona che a livello professionale non mi conto più gli anni perché significa che sono proprio vecchio, ma sono più di 25 anni credo ormai che seguo il cinema non per, diciamo, per giocherello a passione, anche se quello è una serie TV, perché temo una contrapposizione a questo non è successo e quindi vai contro solo perché non è successo quell'episodio calcistico. Io prenderò degli appunti nel corso d'opera, sarà un lavoro molto sofisticato quello che faremo, sempre col sorriso, perché appunto uniamo due mondi, cercando a volte anche di slegare tutto dalla figura di Maradona, e quindi quando io dirò certe cose, questa cosa secondo me non ha una potenza visionaria, dovete fidarvi, non che per forza così, di un parere di chi si sta realmente, diciamo, staccando emotivamente dal fatto, anche se c'è Diego, perché io anche li prevedo, però sì, però io la devo valutare intellettualmente, nel senso da qui a 10 anni, a 20 anni, questa serie ha, diciamo, quell'impatto che ha avuto il Trono di Spade, no? Che poi ha avuto un impatto talmente forte che anche nel cinema tu hai cominciato a vedere queste, ve lo anticipo, queste soluzioni visuali e narrative. Quindi scusa se ti ho risposto così a Valerio, perché mi fa piacere che c'è voglia di commentare questa serie, però noi lo faremo bene, nel senso ve lo stiamo dicendo, non pesante, eccetera, però lo faremo bene perché lo faremo in maniera unica, per questa fortuna che uniamo due discipline, a meno che qualche trasmissione, spero, io sarei contento per la categoria, chiami un critico cinematografico professionista come me, e che non si faccia influenzare solo il fatto di Maradona, perché se dovessi parlare di Maradona mi metto a piangere ogni minuto, non è quello, però farei un pessimo lavoro per voi, perché ogni cosa, siccome c'è Maradona, è bellissimo, bellissimo, noi dobbiamo invece vedere se ha delle qualità cinematografiche, se è innovativa, quindi andare oltre al fatterello storico, che comunque possiamo segnalare, altra confidenza, mi ha fatto un po' chiacchiare, Valerio si è arrabbiato oggi, non con me, l'errore, quello delle Alpi, Maradona ci ha giocato una sola volta al delle Alpi, è anche facile andare a controllare, perché è stato inaugurato nel 90, nel 91, quando il Napoli andò a giocare al delle Alpi, era già stato squalificato, ma poi ne parleremo, dico. Però queste sono sciocchezze, non è da questo che si giudica, anche se un refuso abbastanza grosso. Evitabile. Evitabile. Muore dalla curiosità di sapere il film. Ti hanno mandato il messaggino quale era? Poi vedo di farvi, Ettore, ci stavo pensando, una cosa che non ho mai fatto, farvi un regalo, quindi non mi mandare vaffa oggi,
perché vedi come mi hai anticipato. Stavo pensando a fine anno, visto che non c'è il calcio e c'è un buco, di fare una Yes. sorta 10-15 film da recuperare l'anno, quindi non te lo dico oggi, te li dico a fine anno, una serie raccontati. Guarda, questa cosa non lo sapeva manco Valerio, perché potrebbe dire no, 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 non mi piace. È Eh, oppure, ha detto, organico. oppure facciamo questa cosa, ha detto, come, perché il calcio ha qualcosa che il cinema non è riuscito a portare mai, cioè l'emozione che è quella irripetibile. Però il cinema c'è qualcosa di diverso dal calcio, che tu puoi anche rivedere un film, soprattutto quando lo rivedi dopo molti anni con occhi da adulto, quindi non sono due cose, tra l'altro, fortunatamente, che andranno mai in contrapposizione. Non è necessario che una persona che segue il calcio sia appassionato di cinema e viceversa, però può capitare che una persona che è appassionata di calcio sia appassionato anche di cinema. Invece ci sono a volte delle situazioni nella vita che sono dicotomiche. Non è questo il caso, cioè non è una condizione replicabile obbligatoria, perché no? Quindi potremmo farvi non questo suggerimento di questa sera, che tra l'altro è un messaggio che mi è arrivato in diretta, quindi non era preparato, ma qualcosa di più speciale, 10-15 film nel corso dell'anno che potete, diciamo, se avete voglia, recuperare per provare delle emozioni belle, e non sono i mattoni pesantoni, ma sono che hanno quei film che hanno difficoltà di uscire, perché poi dici, come nel calcio, esercizio del potere, e qui mi fermo, non è che va sempre bene anche nel mio mondo, e qui mi fermo. Abbiamo detto un sacco di cose anche stasera. Sì, oggi è stata bella proprio. Ringrazio in chiusura Simone De Stefano per il supporto. Ci dice: sono Simone, vivo a Bergamo e domenica prossima sarò allo stadio. Che ne pensi delle trasferte sempre vietate? Ma E l'ha quindi tu detto Guido l'altra volta, nel senso che cioè andrà a dobbiamo... vedere Inter Napoli, credo che si riferisca a Io ve questo. l'ho detto, io sono contrarissimo alla testa del tifoso, non perché mo prenderanno la frase, è là, perché se tu te la devi fare, però poi devi avere anche la coerenza, Stato, cosa, eccetera, che a questo punto, visto che io non ho nessun problema a dirti chi sono, che voglio andare a vedere quella partita, tra l'altro la pago 20 euro o di più, non so se è aumentata adesso all'anno, perché la devi rinnovare ogni anno, 14 mesi, cambiano pure da squadra a squadra, però poi mi devi garantire che io vado a vedere la partita. Sì. E quindi è un buco, quindi io dico che è sbagliato, perché se tu sei una brava persona e sei tifoso di una squadra, e per me qualunque persona può tifare qualunque squadra, non è che dice uno che tifa la Roma è meno bello di me. Se sei una brava persona e non sei un vandalo, devi poter andare e ti paghi onestamente il tuo biglietto, organizzandoti la tua vita, col tuo lavoro, la tua famiglia, i tuoi affetti, e se hai quella passione, devi essere libero di andarti a vedere la tua partita comodamente. Non servirebbe, se permetti, perché io non vorrei che poi quando gli partono No, le denunce, strumentalizzano delle frasi, tecnicamente non servirebbe nemmeno la tessera. Io non ho nessun problema ad andare a una partita, perché siccome non devo picchiare nessuno, insultare nessuno, io voglio andarmi a vedere una partita, o da sportivo o da giornalista, e mi vedo la mia partita. Qual è il problema? Vedi quanto è grave questa cosa della testa. Allora tu hai fatto pure questa testa, e quindi ci sono gli ultra, questi scontri che a me annoiano mortalmente, e vedi c'è un amico bellino che giustamente non se ne frega niente, giustamente una cosa del genere, vuole andarsi a vedere una partita, ha i soldi per pagarsi il biglietto, si vuole andare a pagare il biglietto, si è messo d'accordo con un amico, un fratello, la moglie, cioè con i fatti suoi. E invece tutta questa cosa, il prefetto addirittura a volte pochi giorni prima te la vietano, tu avevi comprato il biglietto, sì, viene rimborsato, ma un tifoso non si compra il biglietto per venire rimborsato, proprio per il discorso che poco prima ha fatto Guido, quelle emozioni irripetibili. Cioè, se un tifoso vuole andare allo stadio dove non c'è il replay, vuole andare allo stadio perché prova un'emozione diversa, e se è una persona garbata tu gli devi consentire di andare allo stadio. senza È una dubbio. sconfitta tutto questo, anche le gabbie, le cose, a volte sì, poi ti devo tenere allo stadio mezz'ora prima di uscire. Ragazzi, noi lo dobbiamo rendere pulito questo sport. Quindi io questo penso, amico, ma l'avevo già detto, mi scuso se mi ripeto, evidentemente non c'era No, quello. ma è normale perché poi c'è sempre il ricambio. Tu devi avere il diritto di andare allo stadio, se sei una persona per bene, ma Massimo dice arbitro, basta, più di quello no, manco. Io sono anche contro i cori che insultano altre squadre, ma tu devi incoraggiare i tuoi compagni, i tuoi calciatori, che dici lavali col fuoco, mica stai
incoraggiando la Toscata che è stato, quindi ne abbiamo già parlato. Dico Ma all'Osco, queste cose le devono cambiare le società unite realmente. Io odio la parola, l'espressione il tavolo della concertazione. No, ti siedi una volta per tutte, scrivi regole certe, applicazioni certe, sanzioni certe, con tutti gli organi della filiera competenti, Lega Calcio, prefetto, come si chiama, anno zero e si ripulisce. Perché non lo si fa? Io sono un figlio dell'Esel, 1985, non sono un figlio del Vesuvio. Sono passati tanti anni e siamo ancora a combattere con queste cose. E morte persone, morì quel tifoso a Genova, ne morirono a Roma, accoltellamenti, è morto Ciro Esposito. Non è che... approfitto del messaggio di Losco per dire, lui ce li consiglierà i film ma non ci farà l'approfondimento sui film e su molti film lo trovate sul canale YouTube Guido Gentile Piano Sequenza. Fermo da tempo, ma riprenderà perché ho fatto un sacco di serate live. Ci sono contenuti da recuperare. No, adesso dovrò pubblicare, così ve lo anticipo, farò un video Donna Promettente, il processo dei 7 Chicago, Dune e James Bond. Sapete in anteprima i prossimi film, è un regalo che faccio agli amici di Valerio, le amiche di Valerio Micè, come atto di affetto, perché voi sapete, sì, perché io amo presentarlo dal vivo. Oggi ho iniziato una collaborazione con la distribuzione della massima forma di tutela del cinema che abbiamo in Italia, che è il cinema ritrovato della Cineteca di Bologna. Inizio a presentare dei film loro, dal vivo però in presenza. Ci ho tenuto molto a questo appuntamento, ci tenevo proprio tanto. Iniziò alla grande con Mulholland Drive, poi Effetto Notte. Lo so, voi vi vedete in questa cam, però diciamo la mia priorità, sono felice, è una cosa che nessuno mi avrebbe mai potuto dire, io che sono timido, di fare questa cosa sul web, che non ha, lo faccio con amore e passione per voi, però diciamo la mia priorità è portare le persone in sala al cinema, ed è molto difficile adesso, ed è quello che mi dà grande soddisfazione, permettetemi, però anche voi mi porterete a rifare, quindi i prossimi film, e uno di questi sarà un omaggio a tutto. Penso che Dune sarà dedicato a tutte le amiche e gli amici bellini del canale, perché è un film cinematograficamente imponente. Quindi l'augurio che il canale di Valerio diventi imponente lo lego a Dune. Che poi è solo una prima parte. Che poi è solo una prima parte. Perché il meglio deve ancora venire nel canale di Valerio. Signore e signori, Guido Gentile, grazie mille Guido. Buonanotte a tutti. Un abbraccione e un abbraccio a tutti, e ringrazio ancora Simone De Stefano. Mi fa piacere fare sta cosa, non so come vi potete organizzare. Tu mi dici che ti tengo compagnia con le dirette e con i video. Tu andrai allo stadio secondo Nello, settore ospite chiuso, e l'amico Raffaele ha detto vado al settore secondo Anello Arancio. Se vi potete incontrare, gli amici bellini che si incontrano tutti a San Siro, vabbè, è una cosa straordinaria. Mandatemi, perché poi c'è l'amico Pino Stracandido che pure ha fatto la richiesta del biglietto. Non so se io la vedrò live con voi, se faremo la diretta o se facciamo il solito reaction e poi andiamo live dopo. Dipenderà tutto dagli impegni lavorativi, come ne parlava Guido per i suoi impegni cinematografici. I miei musicali ovviamente dovranno avere un po' di priorità, perché sennò il famoso, come si dice, il rent qua a New York non si paga. Vi abbraccio fortissimo, ci vediamo presto. Un saluto anche agli amici di Fan Rating che hanno seguito su tutte le altre piattaforme, a quelli che l'hanno guardata fino alla fine dopo, perché magari non vi trovavate, era un fatto proprio di opportunità, che uno non ci sta, siete i miei eroi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.hoplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini, i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia.
Ho visto una cosa, boh. Comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.